territoriali condivisi fra comuni e regioni. Io devo portare il saluto del Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto e dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, e devo ringraziare la Regione per questo invito a coordinare questa prima sessione, la prima di 2 sessioni. Ringrazio il sistema politico, quindi l'assessore Cristiano Corazzari, l'assessore per il territorio, e la struttura della direzione di pianificazione territoriale, l'architetto Salvino Sist e il dottor Umberto Trivelloni. Prima di introdurre la prima sessione di cui devo fare il coordinamento, devo dire con soddisfazione che vedo con una certa frequenza, una certa periodicità. Io ho lavorato per 37 anni in Regione, vedo che una certa frequenza e periodicità la Regione ripercorre queste tematiche che vedono il sistema infrastrutture e dati territoriali. In periodo di lockdown nel 2021 addirittura fu fatto un ciclo di webinar di 6 temi, importantissimo. Nel 2021 eravamo in piena pandemia, l'anno scorso nel 2022 fu fatto un evento molto importante sulle infrastrutture dati spaziali e sui progetti europei dello spazio europeo al Palazzo del Bo all'Università di Padova, e quest'anno vedo ancora che c'è sempre una testimonianza continua, e la presenza in sala, e non so quanti sono da remoto, proprio testimoniano l'interesse che c'è da parte dei comuni e da parte dei professionisti. Do la parola per intervento di saluto all'assessore Cristiano Corazzari, assessore politica del territorio, che è qui alla mia destra. Con questo dovreste sentirmi. Vediamo se riesco a fare dei danni. Funziona anche quell'altro? Si sente? Perfetto. Allora intanto vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo incontro. Porto il saluto, oltre che mio personale, del presidente Luca Zaia. Ringrazio l'ingegner De Gennaro, il dottor Trivelloni, tutta la mia struttura, e direi che è un bel momento questo per confrontarci su quello che è un rapporto di collaborazione e di interscambio che da tempo va avanti e che ha subito un'implementazione importante nel corso degli ultimi anni. Questo grazie anche alle partnership che abbiamo saputo stabilire con molti attori, riguardano sia gli enti regionali, pensiamo a quello che è AVEP, a quello che è ARPAV, con le nostre università e con tutti quegli operatori che in questo settore hanno garantito un'implementazione tecnologica, informatica e informativa che è assolutamente determinante. Oggi lo vediamo quotidianamente quanto importante sia la conoscenza del dato, la condivisione del dato, prima di tutto per poter assumere consapevolmente delle scelte, parlo per gli amministratori, che siano scelte adeguate, tempestive e funzionali a quelli che sono i bisogni reali. Non si può più prescindere da questi elementi, lo vediamo in tutti i settori, sia nei settori civili e anche nei settori che drammaticamente occupano la cronaca di questi tempi. Sull'implementazione tecnologica occorrerà lavorare sempre di più, sulla condivisione dei dati occorrerà lavorare sempre di più, sulla capacità di mettersi in rete, grazie anche alle potenzialità tecnologiche che oggi ci sono e non c'erano qualche anno fa. È assolutamente necessario intraprendere questa strada e implementarla. La conoscenza precisa del territorio quindi è essenziale per la formulazione di adeguate politiche finalizzate a favorire lo sviluppo della sostenibilità, della capacità amministrativa, della coerenza amministrativa
e questo non solo ambientale, ma si ripercuote anche in termini sociali ed economici, e in questo la nostra regione ha la peculiarità di avere un tessuto urbano e sociale particolarmente complesso e interconnesso. La produzione e la gestione dei dati geografici è quindi una delle funzioni istituzionali che la Regione da oltre 40 anni svolge. Però il perimetro di azione diventa sempre più ampio, e questo in ragione degli incessanti progressi tecnologici che sono intervenuti in ogni settore delle scienze applicate. I grandi mutamenti tuttora in corso, pensiamo per esempio all'introduzione dei droni, dei satelliti, dei sensori che sono necessari per attivare l'Internet of Things, suggeriscono di incentivare ulteriormente le dinamiche di collaborazione con le diverse comunità, già peraltro praticate con successo mediante numerosi accordi con soggetti della pubblica amministrazione, con le università e con i centri di ricerca. La conoscenza si deve quindi formare su base di dati aggiornati e certificati, e questo è il ruolo istituzionale dell'infrastruttura dati territoriali della Regione e della stretta connessione con i sistemi di gestione e degli enti locali e strumentali del Veneto. Diciamo che nel quadro delle attività di realizzazione e sviluppo dell'infrastruttura dei dati territoriali regionali, la condivisione e la diffusione delle esperienze comuni nel dinamico settore dell'informazione geografica rappresenta un fattore decisivo per l'implementazione di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile. Questo è stabilito anche dall'articolo 2 della nostra legge 11, che oggi tra l'altro siamo in una fase di riflessione su questa norma, che ormai è data quasi 20 anni e che quindi verrà anche implementata e aggiornata, mi auguro, nel corso di questa legislatura. La piena interoperabilità auspicata dalle direttive INSPIRE e della legge 11 del 2004 si ottiene solo affiancando all'interoperabilità tecnologica quella non meno importante, che è quella della relazione tra gli enti interessati, e quindi del buon rapporto che vi deve essere tra la Regione, gli enti locali, i centri di ricerca, le università e tutti gli altri soggetti. La possibilità di disporre di sistemi evoluti e fortemente connessi ci potrà consentire di rispondere al meglio alle sfide che il futuro ci chiamerà ad affrontare. Pensiamo alle sfide delle transizioni verde e digitale, o a quelle dovute ai mutamenti delle dinamiche produttive o turistiche, oppure ancora ai grandi eventi programmati come i Giochi Olimpici del 2026. L'asticella viene sempre alzata nei confronti della pubblica amministrazione, degli enti locali, vengono proposti correttamente anche, direi, degli obiettivi che sono nell'ottica del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, della maggiore sostenibilità ambientale, della prevenzione di fenomeni che mettano a repentaglio la sicurezza territoriale, idraulica, ambientale. Questo però questi obiettivi ambiziosi ci pongono nella condizione e nella necessità di avere degli strumenti adeguati, di avere una forte correlazione tra di noi e di avere anche sicuramente la capacità di utilizzare quelle che sono le migliori tecnologie esistenti. Io vengo dal Polesine, pensate a tutto ciò che significa la possibilità di disporre di dati puntuali e di poterli condividere per quanto riguarda la tematica della subsidenza, tematica oltremodo attuale, laddove per scelte di politica energetica si decidesse di implementare sistemi estrattivi nell'area dell'Alto Adriatico. Ecco, questo tipo di attività non potrebbero essere svolte in sicurezza per la comunità se non vi fosse la possibilità di svolgere degli attenti e puntuali monitoraggi, e senza una rete adeguata questo sarebbe impossibile. Già oggi ci siamo dotati di una rete di monitoraggio in questo settore che è a me particolarmente sensibile, ma può essere un esempio di tante altre funzionalità,
che ci dice anno per anno quelle che sono le dinamiche del nostro territorio costiero. Infine è della massima importanza sostenere quelle che sono iniziative di comunicazione e quindi anche questo seminario, poiché crescere per una società significa nei nostri tempi essere in grado di raccogliere le sfide che propongono rapidissime mutazioni negli ambiti tecnologici e commerciali, ma anche nei sistemi di gestione delle comunicazioni e delle relazioni sociali. Un vecchio detto dice che fare e non comunicare equivale a non fare. Noi dobbiamo essere in grado di avere un adeguato sistema di comunicazione che metta tutti gli attori interessati nelle condizioni di avere le piene informazioni, di comunicarle anche all'esterno per far capire alla nostra comunità cosa stiamo facendo e quanto è importante e da valorizzare sia il lavoro che ciascuno di noi sta facendo, anche non solo per, tra virgolette, gli addetti ai lavori, ma per la nostra comunità stessa, perché poi questa è la sostanza. Quindi non si può prescindere dal continuo confronto con l'ampia platea dei soggetti interessati all'informazione geografica, anche incrementando il livello delle forme di comunicazione in termini di quantità e qualità. Fa specie che oggi questa è una tematica che al cittadino qualunque viene proposta solo nel momento in cui vi siano delle situazioni emergenziali da un punto di vista della cronaca, delle emergenze ambientali, delle emergenze climatiche, delle emergenze addirittura belliche. Ecco, dietro alla possibilità di assumere delle scelte vi è la necessità di poter accedere a dei dati, e senza il lavoro che stiamo facendo e che state facendo questo non sarebbe possibile. Questo è un elemento fondamentale per garantire la competitività complessiva del nostro sistema, è un anello imprescindibile. Quindi anche per questo motivo ringrazio tutti voi, che la vostra presenza è già significativa, per il lavoro che svolgete oggi e per la grande collaborazione con cui vi adoperate rispetto alla Regione del Veneto e a tutte le nostre realtà partecipate. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie Assessore. Grazie Assessore. Io faccio mia uno slogan che ha detto l'Assessore, fare per comunicare, se altrimenti non serve a nulla, e i sistemi informativi geografici, i sistemi informativi territoriali, nella fattispecie l'IDT, l'infrastruttura dati territoriali, è proprio lo strumento nato proprio nel 2011, l'abbiamo inaugurato nel 2011 nell'aula magna del Palazzo del Bo, è proprio lo strumento nato per fare, ma soprattutto per comunicare. Difatti gli accessi al nostro sistema sono sempre in aumento, ormai non c'è più il passaggio presso il centro per la cartografia, ma proprio per questo motivo qui, fare e comunicare. E passiamo alla parte più del convegno. Il convegno si articola in due sessioni. La prima sessione, che è quella che modero io, è l'infrastruttura dati territoriali della Regione del Veneto come luogo dell'interoperabilità. La seconda parte, che sarà coordinata dal dottor Trivelloni, parla dell'informazione geografica dei comuni al centro delle dinamiche gestionali del territorio. Una brevissima introduzione, prima la prima sessione che è quella della prima parte. L'infrastruttura pone luogo dell'interoperabilità. L'interoperabilità è una parola che sembra facile, è difficilissima da applicare e da realizzare. Chi ha frequentato come me tanti anni il codice di amministrazione digitale era nato lì, poi c'era il sistema Inspire, ma addirittura, e questa è quasi una scoperta, fu messa nel 2004 nella legge regionale 11 del 2004. La legge regionale dell'urbanistica, articolo 2,2, parla proprio che i sistemi territoriali devono essere garantiti l'interoperabilità dei comuni. Articolo 2,2. Siamo nel 2004, era una parola, era una missione. Non è stata realizzata subito perché era di difficilissima realizzazione, però è sempre stata una meta, una guida per tutti coloro che come noi hanno fatto dell'informazione. Dalla cartografia si è passata alla cartografia numerica, alla cartografia digitalizzata, numerica, fino alla cartografia, ai database geografici. Quindi l'interoperabilità è difficilissima da realizzare, è una capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicativi, di poter scambiare e comunicare fra di loro le informazioni o i dati e di poterle poi utilizzarle con la stessa proprietà.
Questo comporta anche un'esigenza per condividere le modalità operative, assolutamente, quindi la difficoltà non è fare e rimanere chiusi autarchici in se stessi, ma assolutamente comunicarlo, e per l'espletamento ci vogliono attività di gestione, aggiornamento, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti. Quindi l'importanza è proprio garantire il coordinamento dei principi di proprietà e sicurezza, è per questo che non si fa nulla da solo, per questo che c'è anche la struttura della direzione ICT e agenda digitale, perché deve gestire la manutenzione e l'aggiornamento dei vari applicativi che esistono. E quindi questa è la realizzazione, dovrebbe essere la realizzazione dell'interoperabilità. Faccio l'ultimo salto perché ho visto che già dietro è comparsa le lettere, adesso vi spiego il perché sono state messe queste 2 lettere. Sono stato 3 giorni fa, venerdì scorso, all'Ateneo Veneto, perché c'era un interessantissimo convegno, una lezione che si chiamava Geografia, un sapere critico per il mondo che cambia. Il docente era il professor Franco Farinelli, per chi non lo conoscesse è una specie di filosofo della cartografia, diciamo che è comunque uno che fa cultura della geografia, e parlava nella sua lezione inaugurale il mondo, la mappa, il globo verso una nuova cartografia. Bene, io mi sono annotato un po' un passaggio importantissimo che ho detto, guarda caso, si rifà proprio all'intervento, al tema che dobbiamo fare lunedì prossimo. E lui parlava, Franco Farinelli parlava il tema del salto di scala, addirittura detto fra virgolette, cioè che la modernità e i sistemi di tecnologia hanno fondato come novità cartografando l'intero blocco nelle sue parti, da quando è nata tutte le mappe digitali. Gli stati, gli oltre 200 passastati che sono presenti nel mondo, fanno adeguare questi stati alle loro mappe. La Terra ha assunto dunque la natura di una mappa e perciò lo spazio e il tempo hanno guidato a lungo il nostro rapporto con essa. Questa era una grossa riflessione che ci fa pensare come si possa, per chi mi conosce, chi ha sentito già dei miei interventi, le mie fisse, come esistono 2 mondi, un mondo della geolocalizzazione e il mondo della georeferenziazione. Il mondo della geolocalizzazione, che siamo tutti utenti, io sono il primo utente quando vado al ristorante, vado in viaggio, vado in vacanza, perché mi orienta dove devo andare, ma assolutamente non è il mondo della georeferenziazione, che è quello della precisione e delle metricità. E dico questo, questa mia paturnia mi è nato proprio qualche anno fa, ancora ero in servizio, quando purtroppo, ahimè, ho sentito qualche professore universitario che parlava del paradigma dell'immagine che avrebbe sostituito, ahimè, le precisioni metriche. Perché De Gennaro, tu, Zampieri, fate tutto questo tipo di attività di misurazione a terra? Si sbaglia completamente. Una georeferenziazione può essere geolocalizzata, viceversa sarebbe degradare l'informazione. E parlando proprio di senza mezza misure, qua non si fanno sconti, non ci sono mezze misure, visto che stiamo parlando di misurazioni, stiamo parlando proprio di come poter proiettare il globo, e questa è la madre di tutto il sistema geografico, il globo che è una sfera su un piano, e c'è il rapporto che sicuramente bisogna stare attenti alle accuratezze, alle precisioni, alle tolleranze. Precisioni e metricità. Questi qui non si può scontare. Dico questo perché tutti conoscono il professor Boaga, è stato il padre e il riferimento della cartografia in Italia, il sistema di riferimento italiano, con il sistema Gauss-Boaga, perché ha dovuto adattare l'ellissoide, c'è tutta una disciplina che non sto qui ovviamente, non questo è il tempo, e il Gauss-Boaga. Giovanni Boaga era un professore emerito, straordinaria importanza, che ha avuto, è il padre della cartografia italiana. Boaga aveva come discepolo, diciamo, il professor Mario Fondelli. Di qui ci sono le lettere che io ho trovato l'altro giorno, rovistando fra i miei appunti da pensionato. Ho trovato questa lettera qui che il professor Fondelli me la diede con tanto, guardi ingegnere da dove vengo io. Fondelli, professor Mario Fondelli, è il padre della cartografia veneta numerica, perché prima nacque col professor Bartorelli all'Università di Padova, poi Fondelli prese in mano tutto il sistema e ci ha guidato sempre. C'era già il dottor Trivelloni quando abbiamo conosciuto il professor Fondelli, e ci ha sempre guidato. Quindi, per dire che tutto quello che verrà detto oggi nella prima sessione, nella seconda sessione e nell'ennesima sessione non fa mezze misure, non ha sconti. Le misure, il dottor Trivelloni lo sa su questo punto, tutta la sua struttura, non ci sono mezze misure. Noi proveniamo dal professor Fondelli, che a sua volta proviene dal professor Boaga, stiamo parlando del massimo dell'eccellenza. Io mi faccio sempre una battuta: se Fondelli era figlio di Boaga,
noi siamo figli di Fondelli, noi siamo nipoti di Boaga, e questa è una battuta che ho sempre tenuto a mente, però era questo lo schema, che non si fa assolutamente sconti e mezze misure. Quello che oggi verrà illustrato qui nelle 2 sessioni è figlio di questo processo, di questa cultura cartografica, di questa cultura geodetica che la Regione del Veneto ha fatto e non si fanno, e che fa di riferimento per tutto quanto. Straordinaria importanza in questo ruolo ce l'hanno i comuni, e di cui la seconda sessione. Detto questo, passo la parola adesso al primo intervento, che è del dottor Paolo Barichello ed Elio Brentan, della Regione del Veneto, della direzione ICT, i nuovi contenuti dell'infrastruttura dati territoriali della Regione del Veneto. E qua avevo detto prima, avevo richiamato l'importanza di questa struttura, no, chiedo scusa, non è questo, ho detto un altro nome, l'IDT3, lavori in corso per l'evoluzione del nuovo geoportale verso un sistema regionale interconnesso, Barichello ed Elio Brentan, proprio per dire l'importanza che c'è di questa struttura nel poter viaggiare in parallelo e a braccetto con la struttura del sistema cartografico. Chiamo il dottor Barichello a relazionare. Sistemi informativi e tecnologie digitali della direzione ICT e Agenda Digitale. Allora, abbiamo nell'introduzione vi è stato centrale un tema anche che ha citato l'assessore, che è la collaborazione. Perché la collaborazione è importante? Nella nostra realtà della direzione ICT e Agenda Digitale devo dire che ne abbiamo parecchi di stakeholder con cui lavorare e soddisfare. Nella slide che non sto qui a descrivervi rappresenta un po' tutti gli ambiti che all'interno dell'ente Regione del Veneto noi ci troviamo con cui noi ci troviamo a lavorare quotidianamente. Quindi andiamo dall'ambito del turismo all'ambito della cultura, all'ambito dei fondi, all'ambito della contabilità, all'ambito dei tributi, all'ambito del territorio dove di fatto il dottor Delio Brentan segue la maggior parte delle progettualità, avendo una competenza di dominio proveniente da quell'area, e dove in sostanza un elemento che fa da trend union tra tutti questi elementi, ma in particolare il cosiddetto cluster del territorio, è questa piattaforma che viene denominata IDT 2.0. Collaborazione. Perché IDT 2.0 si è rivelata essere un elemento importante per la collaborazione? Perché di fatto noi dovremmo promuoverla con un termine che va di moda oggi, ovvero piattaforma abilitante. Cioè, perché piattaforma abilitante? Per farvi un esempio, una piattaforma abilitante è lo SPID, la piattaforma SPID nazionale, oppure un'altra piattaforma abilitante è il PagoPA, con cui molti di voi si scontrano quotidianamente, sì, la conoscono perché ci lavorano quotidianamente. L'IDT deve essere promossa come piattaforma abilitante perché di fatto diventa una piattaforma di coesione, di unione dei vari servizi presenti all'interno, in questo caso di Regione Veneto, per arricchire quello che viene offerto ai nostri operatori, ai nostri cittadini. Tornando alla slide delle strutture interne, oltre alle strutture interne la nostra direzione ha altri stakeholder importantissimi. Gli altri stakeholder sono gli enti, le partecipate, le agenzie partecipate, le agenzie e le aziende partecipate, nonché i comuni, perché anche di fronte a questi soggetti noi vogliamo offrire servizi nell'ottica della collaborazione e dell'unione nell'offrire
ai nostri operatori e ai nostri cittadini servizi standardizzati e uniformi. Perché questo? Perché è fondamentale quel termine che noi individuiamo essere once only, cioè far sì che il nostro utente non debba ricercare su n diverse piattaforme o quantomeno individuare ciò di cui ha bisogno perdendosi all'interno di una entropia di sistemi informativi che sono nati nel tempo, ma che in realtà tramite questo termine once only riesca in un unico punto a trovare le informazioni di cui ha bisogno. Allora, IDT, detto anche geoportale, IDT nasce nel 2015 come progettualità con l'attuale direzione pianificazione. È online dal 2017, basato su elementi di open source su cui poi si è sviluppato tutta una serie di servizi applicativi che non sto qui a descrivervi, e è in linea con gli standard AGIT e del repertorio nazionale dati territoriali secondo la normativa INSPIRE. Ha dei servizi aperti di download, consultazione e visualizzazione e, come diceva Maurizio, gli accessi a questa piattaforma nel 2022 sono stati molto, molto alti. Abbiamo avuto 2,5 milioni di accessi, sempre nel 2022, più di 200 download, più di 120.000 accessi ai visualizzatori tematici ed è utilizzato dai cittadini, liberi professionisti, PA locali e partecipate. Quali possono essere le evoluzioni? Allora, le evoluzioni possono essere qui riassunte, ma su cui poi io aggiungerò alcuni commenti. È un'integrazione con gli standard di metadatazione e interoperabilità, con la RNDT e il portale Inspire. Poi l'ulteriore evoluzione, io lo chiamo IDT 3.0, sarà quello di avere una realizzazione di geoportali tematici su richieste delle direzioni regionali, quindi qui andiamo a diciamo apportare un salto di qualità alla piattaforma che io chiamo, che si chiama tecnicamente multitenant, cioè far sì che ci sia la possibilità che strutture udenti abbiano all'interno della stessa piattaforma un'area cosiddetta enucleata su quello che è il suo interesse, cioè anziché avere una condivisione orizzontale di tutti i dati, poter avere, semplifico, dei layer di informazioni che magari possono interessare solo quella specifica realtà che accede alla piattaforma. Poi integrazione con i servizi standard o GCG e l'integrazione con gli applicativi regionali che utilizzano dati geografici. Allora, cosa porterà l'IDT 3.0 sul tema di interconnessione o collaborazione? Ovviamente, come dicevo, sarà più aperta all'interoperabilità, in modo tale che le informazioni, sempre con l'elemento once only in testa, che le informazioni risiedono in un unico punto e vengano condivise tra gli altri sistemi, anziché quindi ottenendo che lo stesso dato rimanga all'interno di un unico sistema, in questo caso la nostra piattaforma di IDT, anziché che venga ricopiato o riprodotto su più piattaforme diverse. Qual è per noi come direzione CT l'importanza dell'IDT? L'importanza dell'IDT è che questa piattaforma si enucleerà anche su delle progettualità di più ampio respiro, tra cui una di queste è Veneto Data Platform, ovvero è una progettualità che prevede attraverso paradigmi di data lake la collezione di dati da più sensoristiche o da sistemi esterni all'interno di questo contenitore che viene chiamato data lake secondo un paradigma di big data, e al di sopra di questo data lake si vanno a strutturare quelle funzionalità che sono verticali dei vari cluster. Faccio un esempio: all'interno di questo mega contenitore che conterrà innumerevoli informazioni di diversa natura si creeranno verticalizzazioni di servizi, per esempio per la mobilità,
per la sanità, per il territorio, per la difesa del suolo. In questo modo si andrà ad avere un sistema elastico su cui andare a costruire diverse verticalità senza, ripeto, andare a riprodurre lo stesso dato su più sistemi. Ecco che IDT in questo contesto di Veneto Data Platform si innesta fortemente, dato che sulla totalità di cluster l'importanza di una rappresentazione georeferenziata è fondamentale. Chiudo facendo due osservazioni. Aziende nelle aziende, come possiamo trovare nella stessa regione Veneto, ma come in altre realtà complesse, richiedono una forte comunicazione. L'evento di oggi rappresenta di fatto l'importanza di una comunicazione, perché se noi continuiamo a rimanere nei nostri uffici, a continuare a fare il nostro mestiere, difficilmente scopriamo cosa le altre strutture o gli altri enti possono offrire o condividere. Quindi per noi è fondamentale la comunicazione, cerchiamo anche noi come Agenda Digitale del Veneto, ma penso che possiate notarlo, stiamo investendo molto sulla comunicazione, sia verso l'esterno, perché riteniamo che ci sia la necessità verso l'esterno di sapere cosa la Regione Veneto fa sul digitale, sia sull'interno, dove abbiamo da poco iniziato una campagna comunicativa interna, cercando di far capire anche ai nostri colleghi dipendenti quali soluzioni innovative possono essere utili nella loro quotidianità. Finisco sempre sul concetto di interoperabilità, che è un elemento fondamentale, ma a volte ci troviamo di fronte soprattutto a quelle realtà centrali, nazionali, ci troviamo delle difficoltà non tecnologiche, quanto di privacy o di burocrazia, cioè a volte è quasi difficile, se non impossibile, avere a disposizione informazioni che già ci sono centralmente, perché ci si scontra con convenzioni impossibili, oppure addirittura, andando nell'elemento più sanitario, oppure ci si scontra addirittura con elementi di privacy che ne impediscono un buon funzionamento e una migliore erogazione di servizi verso i cittadini. Con questo lascio la parola a Delio, che vi descrive un po' più nel dettaglio la piattaforma e la sua importanza per l'interconnessione. Sì, buongiorno a tutti, grazie Paolo. Ascoltando quello che diceva prima l'ingegnere De Gennaro e adesso il mio direttore, ingegnere Barrichello, volevo chiudere l'intervento perché ho visto anche il cartello di Maurizio, siamo un po' stretti coi tempi, raccontandovi un aneddoto che parlavo prima con Maurizio, poi le slide ve le lascio, insomma, quindi come dovrà essere IDT 3.0 non è facile capirlo, perché lato tecnologico lo abbiamo detto, i problemi ormai sono risolti, e qui l'aneddoto, febbraio 2011 io ero appena arrivato in regione dopo un po' di anni in ARPAV e abbiamo fatto un convegno in Aula Magna al Bo. C'erano molte persone, tra cui anche l'ex assessore, insomma abbiamo fatto questo convegno e da buona tradizione avevamo l'IDT 1 pronto online e il PDF di riserva, perché ovviamente gli inconvenienti tecnici come stamattina possono sempre succedere. Ora io non vi dico se durante quella presentazione abbiamo proiettato IDT o il PDF, vi dico solo che la presentazione è andata bene e da quel momento in poi l'IDT 1 ha avuto un enorme risultato anche di utenti. Siamo arrivati a 2,5 milioni l'anno scorso di accessi al portale, quindi per fare IDT 3.0 lasciamo stare che deve essere standard OGC, che deve essere interfacciato con repertorio, che di applicativi che si occupano di dati geografici devono avere IDT come punto di riferimento. Sono cose che abbiamo già detto e lo diremo dopo. Utilissimo il rapporto con i comuni, con gli enti locali, abbiamo qui in sala i 4 comuni, poi i colleghi vi mostreranno l'interfacciamento che abbiamo fatto con loro. Il futuro è questo, capire cosa si vuole da un'interfaccia che, come diceva l'ingegnere Barrichello, deve essere uno strato base per tutti i servizi che daremo alle pubbliche amministrazioni locali, agli enti collegati alla regione, ma anche ai cittadini, perché la maggior parte dei dati lo utilizzano i cittadini. E quindi vi lascio facendo un invito. Noi con la direzione pianificazione
e con le altre direzioni faremo uno studio preliminare di quello che sarà IDT. Parte tecnologica ci arrangiamo noi, ormai di mezzi ne abbiamo. Per la parte applicativa vi chiederemo un grosso impegno, perché l'IDT 3.0 non sarà soltanto il rifacimento del pulsantino sul visualizzatore per renderlo più, come diceva l'ingegnere De Gennaro, Google friendly, ormai quello è standard, ma dovremmo trovare il quid in più che porterà IDT 3.0 per i prossimi 5-6 anni a essere una piattaforma abilitante utile per tutti. Cioè IDT deve essere uno solo, dove tutti attaccano i bocchettoni di cui parlava l'ingegnere all'inizio per i dati certi, certificati e ufficiali della regione, e non solo, ma anche degli enti locali che vogliono pubblicare i dati all'interno di IDT. Io mi chiudo perché tra un po' suona la campanella, vi ringrazio, siamo a disposizione, qui trovate i nostri nominativi, insomma grazie all'ingegnere Barrichello che mi ha dato l'opportunità di essere qui stamattina e di presentare a voi la nuova piattaforma. Grazie all'ingegner Barrichello e al dottor Brentan per il loro intervento. Mentre si preparano i relatori della seconda relazione, soltanto una piccola riflessione. Io ho notato su quello che ha detto l'ingegner Barrichello, questo termine piattaforma abilitante per la coesione e condivisione dei servizi per arricchire l'offerta, e quindi siamo perfettamente nel solco che ha detto l'assessore, fare per comunicare. Fare per comunicare, i numeri sono fondamentali sempre, 2 milioni e mezzo di accessi all'IDT farebbero gola a qualcuno che fa pubblicità, qualche TV, oppure 200.000 download, sono dei numeri importantissimi. Devo soltanto dire una cosa, visto che tanto vi sedete, sì. Il nome IDT, siamo nel mondo dell'infrastruttura, IDT, mentre parlavamo prima di questi nomi che vengono dati, la gente ha bisogno di nomi facili per la comunicazione, e sono contento che Barrichello ha detto IDT geoportale, che è più facile dire geoportale. IDT purtroppo l'abbiamo mutuato, dico purtroppo, ma è mutuato del progetto Inspire, che c'era l'IDT, è un termine europeo, infrastruttura dati territoriali. Noi nel 2011 l'abbiamo dovuto mettere perché eravamo adeguati all'europea, però lo chiamiamo anche geoportale, quindi è la stessa cosa. È un sistema proprio di comunicazione che è più facile il linguaggio, le famose bollette SIP TIM che parlavo prima con un mio collega, anziché avere dei nomi altisonanti che poi sono di difficile comunicabilità. IDT è astruso per chi è fuori dal mondo, dal nostro settore, ma geoportale è più facile perché è un termine più facile. Adesso do la parola a Alessandra Moroso e Carlo Masetto della Regione del Veneto, che scendendo un po' a carotaggio in quello che ha fatto la Regione ci illustrano i nuovi contenuti informativi dell'IDT della Regione del Veneto. Scusate, buongiorno a tutti. Come anticipato dall'ingegner Barrichello e dal dottor Brentan, tutti i dati territoriali della Regione del Veneto sono a disposizione dell'utenza all'interno dell'infrastruttura dati territoriale, quindi dell'IDT. Qui quasi giornalmente ormai vengono creati dei visualizzatori che permettono di toccare con mano i dati territoriali, i dati prodotti dalle varie strutture interne alla Regione del Veneto, ma anche da enti locali o dagli altri enti. Quindi, restando quindi sul tema dell'interoperabilità, vi illustrerò velocemente alcuni visualizzatori, con l'invito poi di andarli a vedere con più calma in separata sede. Dunque, il primo visualizzatore che volevo mostrarvi è quello della toponomastica. In questo caso la Regione del Veneto ha chiesto ai comuni di verificare i toponimi che adesso vedrete che si trovano all'interno del visualizzatore, proprio perché sono i comuni ad avere una conoscenza più capillare del territorio. E l'utilizzo di questo WebGIS è molto semplice, nel senso che io ho preso a caso il comune di Monticello Conte 8, un comune a caso. Basta rendere modificabile il layer, e come in questo caso si possono inserire nuovi toponimi oppure modificarne gli attributi, validarli, eccetera, eliminarli oppure gestire
degli allegati al toponimo stesso. Altro WebGIS che verrà poi illustrato sicuramente dai comuni di Vicenza e di Schio riguarda i servizi che sono stati attivati, i servizi VFS che sono stati attivati con i comuni appunto di Vicenza e di Schio. In questo caso riguarda soprattutto gli edifici e ci troviamo nell'area di Schio e vi mostro questo per farvi capire la precisione che c'è. Avendo dei geodatabase con la stessa struttura dati si può arrivare a una precisione fenomenale, vedete rispetto comunque all'ortofoto che c'è di base. E anche rispetto, questo qui è invece il layer degli edifici prodotto dalla regione del Veneto, però come vedete coincidono e c'è da dire che gli edifici in questo caso di Vicenza e Schio vengono aggiornati insomma, in tempo reale, ecco, quindi è un valore aggiunto alla cosa ovviamente. Cioè, il nostro desiderio sarebbe avere questa possibilità che tutti i comuni facessero una cosa del genere in maniera da avere una continuità territoriale. Potrebbe essere un'iniziativa, un inizio quantomeno. Sì, aspettate. Ecco, ok. Per quello che riguarda invece altri servizi, in questo caso i servizi che abbiamo attivato con ARPAV, i servizi VFS, ARPAV fino a poco tempo fa ci inviava i loro dati, parte dei dati che producevano, e noi li inserivamo all'interno del quadro conoscitivo. Tutto questo ovviamente procura un dispendio di tempo, cioè in questo caso invece, come per gli edifici che abbiamo mostrato prima, si hanno dei dati aggiornati in tempo reale. Vi mostro alcuni dati di ARPAV, ma tanto come esempio, per esempio il grafo dell'idrografia. Oppure la carta di rischio di percolazione dell'azoto, dove in rosso dove il rischio è molto alto, in verde scuro dove è molto basso. Ovviamente sono tutti dati interrogabili. In questo caso a Roncade il rischio è molto basso. Noi siamo a Vedelago, il rischio risulta essere un po' più alto. Un altro dato può essere quello dei depuratori pubblici, sia attivi che cessati, e anche qui si possono interrogare. Per ultimo, ma non meno importante, volevo mostrarvi questo visualizzatore che riguarda la carta ittica. Questo ci è stato chiesto da una struttura interna alla regione e non è ancora pubblico, quindi voi non lo potrete vedere per adesso, verrà pubblicato. Vabbè, aspettate che vabbè. Forse perché ha fatto accesso tutto. Vabbè, se non dà problemi, vabbè, ve lo mostro così tanto ho quasi finito. No, non si può vedere. Aspettate che provo a ricollegarmi. Però se mi ricollego magari... Vabbè, è andata. Sì, i colori identificano semplicemente le zone A, le zone di semina, eccetera. Sono dei tratti di idrografia, ma volevo solamente mostrarvi la precisione anche qui rispetto ai dati dell'ortofoto, cioè il tratto cade proprio al centro del corso d'acqua. E soprattutto diciamo che noi siamo sempre stati abituati a vedere la carta ittica in formato o in PDF o in formato cartaceo. Qua finalmente è un modo diverso, ci dà l'opportunità di vedere il mondo in un modo diverso. Li possiamo anche qui interrogare e quindi
si possono interrogare, credetemi, in questo momento c'è un problema, ma vabbè, eccoli qua. Bene, io adesso lascio la parola al dottor Masetto, che anche lui vi illustrerà altri visualizzatori e altri tipi di interoperabilità. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie anche alla dottoressa Amoroso. Io proseguo con questa panoramica su visualizzatori sull'ecosistema IDT. Andrò abbastanza veloce perché il tempo è un po' tiranno. Ad ogni modo volevo farvi vedere un altro esempio, sempre collegandoci al discorso di interoperabilità fra enti territoriali a livello differente. In questo caso abbiamo predisposto in direzione di pianificazione territoriale un visualizzatore dedicato all'armonizzazione delle banche dati in campo urbanistico sulla base dei dati che i comuni nel corso degli anni hanno inviato e trasmesso alla Regione. Il visualizzatore, parte delle esigenze dettate dalla legge urbanistica 11/2004, che ha introdotto gli strumenti urbanistici dei piani di assetto del territorio e raccoglie tutte le informazioni che i comuni puntualmente hanno trasmesso in regione e l'idea era appunto quella di avere un unico visualizzatore, un unico contenitore su cui poter verificare lo stato di attuazione della legge legge 11/2004 e della legge 14/2017, legge regionale che è stata introdotta per il contenimento del consumo del suolo. Sono presenti alcuni strati informativi, ad esempio uno strato che indica lo stato di attuazione della legge 11, dove è possibile visualizzare i comuni che hanno approvato il PAT, i comuni che hanno adottato il PAT, quelli che hanno solo un PAT integrale approvato e quei comuni che invece non sono ancora dotati di tale strumento urbanistico. È possibile quindi visualizzare anche la zonizzazione dei comuni che hanno redatto il PAT sulla base delle indicazioni della legge 11/2004, così come anche sempre nei comuni dotati di PAT è possibile visualizzare le informazioni relative alle aree di urbanizzazione consolidata secondo la legge 11/2004. È possibile inoltre vedere i comuni che hanno patti tematici approvati e infine vi è uno stato informativo, un dataset dedicato alla perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata così come definite dalla legge 14/2017. E quindi ecco che questo è davvero un ottimo esempio di interoperabilità fra comuni e regione. Poi volevo farvi vedere velocemente un altro visualizzatore dedicato alla copertura del suolo. Copertura del suolo definita come la copertura fisica e biologica delle superfici terrestre, comprese le superfici artificiali, zone agricole, boschi e foreste, aree semi-naturali, eccetera. Tale visualizzatore raggruppa tutti i dataset che sono stati prodotti dalla Regione Veneto dalla prima emissione della carta di copertura del suolo del 2009 fino alla più recente, quella del 2020, e sostanzialmente la carta di copertura del suolo è stata redatta seguendo la nomenclatura con Inland Cover, che è una classificazione adottata a livello europeo, che arriva fino a 5 livelli di classificazione.
È possibile, avendo anche tutte le banche dati delle carte degli anni precedenti, vedere anche i cambiamenti che sono avvenuti nella carta di copertura del suolo. Ecco, volevo giusto per avere un'idea di quante sono le tipologie, le differenze di copertura del suolo definite da Corinne Land Cover. E in questo senso, parlando sempre di interoperabilità, abbiamo deciso di aggiungere degli strati informativi derivanti dal servizio Copernicus, che qualcuno di voi penso ormai conosca, servizi quindi in particolare, scusate un attimo, eccolo qua. Servizi quindi di informazione a livello non più locale e regionale ma europeo, ed ecco quindi che possiamo parlare di interoperabilità a un livello ancora superiore, quindi fra Europa e regione. E sono livelli dataset con una classificazione che arriva al terzo ordine, quindi ovviamente meno dettagliata di quella della Regione del Veneto, ma sicuramente uno strato informativo che può essere utile anche per gli enti locali. Anche qua è interessante vedere come vi è anche un altro prodotto Copernicus visualizzabile in questo WebGIS, che mette in evidenza i cambiamenti avvenuti nella copertura del suolo dal 2012 al 2018, data dell'ultimo aggiornamento della carta Copernicus. Velocemente vi faccio vedere anche un altro WebGIS, visto che abbiamo introdotto Copernicus. Volevo portare alla vostra attenzione il fatto che su IDT è disponibile un WebGIS dedicato alle immagini satellitari. Da questo WebGIS è possibile visualizzare sempre aggiornati in automatico i dati Sentinel relativi al Sentinel-1 radar e Sentinel-2. Qui vediamo un esempio dell'ultima immagine acquisita con meno del 20% di nuvolosità del sensore multispettrale Sentinel-2. Sono anche presenti altri layer, altri strati informativi dove sempre in automatico è possibile visualizzare alcuni indici spettrali, qui ad esempio l'NDVI per la vegetazione oppure l'NDWI per il monitoraggio dei corpi idrici. Sono presenti anche altri satelliti tipo Open come Landsat, e anche qui possiamo vedere sia le immagini True Color, sono disponibili anche immagini in falsi colori. Un attimo che si carica. Quindi ecco un'ampia serie di tematismi che è possibile visualizzare. La cosa soprattutto importante, preme sottolineare, avere a disposizione immagini satellitari sempre aggiornate per quanto riguarda le immagini satellitari Open, quindi parliamo di Sentinel, parliamo di Landsat. Sono disponibili anche altre immagini satellitari come le spot a più alta risoluzione, e queste però appunto essendo satelliti di tipo commerciale non sono aggiornate continuamente. Avevo preparato anche un altro panoramica su un altro visualizzatore, ma non c'è tempo. Vi invito comunque ad andare a vedere sul nostro IDT un visualizzatore dedicato al fenomeno, al monitoraggio dell'infestazione da bostrico nei nostri boschi. Grazie. Chiedo scusa a
a Carlo Masetto, ma il tempo stringe, i tempi sono molto contingentati. Grazie. Mentre chiamo il prossimo relatore Pierpaolo Milan al tavolo, una piccola riflessione su quello che è stato detto. Vi è stato illustrato tutto il sistema, l'articolazione del sistema dei visualizzatori dell'IDT e infrastruttura con la loro capacità di dati e funzioni, proprio per dimostrare lo straordinario e potente patrimonio dell'informazione geografica che è presente, dei dati territoriali e delle banche dati tematiche presenti nell'IDT. E la chiarezza del linguaggio è importantissimo. Masetto è stato chiaro che ha detto che abbiamo la carta della copertura del suolo, carta di copertura del suolo nelle diverse annualità. Sovrapporre due carte di copertura del suolo non ci dà la copertura del consumo di suolo, ci può dare il consumo dell'uso del suolo, che è una cosa, e la copertura del consumo di suolo, che è un'altra. Bisogna vedere se il profilo è urbanistico o se il profilo ambientale. E questo è un grosso problema che si è sempre portato anche a Roma quando si facevano questi linguaggi, perché passano, dicono il suolo è consumato, no, a volte è consumato l'uso del suolo, però l'acqua comunque va in falda e quindi non è consumato il suolo secondo i crismi di questa letteratura. Un'ultima chiosa, Pierpaolo dov'è? Piero, siedi intanto. È un'ultima chiosa da fare e devo dire con grossa soddisfazione che un tema molto, molto delicato, quello del paesaggio, che ultimamente è stato rilanciato grazie anche alla struttura, all'architetto SIST, è stato messo nel protocollo d'intesa con il Ministero per i beni culturali, cosa che non era presente nel primo protocollo del 2009, la parola, il termine IDT, infrastruttura dati territoriali, tutti i dati devono venire là, quindi un rango nobile che spetta all'IDT, riconosciuto da tutti, e il Ministero dei beni della cultura, tutto il processo di validazione dei beni paesaggistici e delle aree tutelate per legge saranno assolutamente, come era già fatto, ma adesso è stato specificatamente scritto, assolutamente fatti sull'IDT, quindi un riconoscimento scritto per esteso su un'articolazione. La parola adesso a Pierpaolo Milan, che ci ha sempre seguito, non è purtroppo regionale, abbiamo provato di prenderlo, ma non è sempre sfuggito alle nostre grinfie, ci ha sempre seguito nel tempo, nei vari processi proprio del CAD, del codice di amministrazione digitale, c'era sempre a sostegno con la sua cultura prettamente informatica, ma devo dire anche cultura umanistica, e adesso parlerà delle strutture dati evolute per database geografici sostenibili. Ecco, scusate. Buongiorno a tutti, grazie Maurizio per l'introduzione. Il tema della giornata è l'interoperabilità e allora parliamo di interoperabilità. E darò un taglio volutamente strategico al mio intervento, non perché abbia la pretesa di volare troppo alto, ma perché stiamo vivendo un momento estremamente propulsivo nell'ambito dell'informazione geografica e nell'ambito dell'information and communication technology. E se ci sono momenti in cui le novità vengono consolidate e metabolizzate, adesso stiamo vivendo un momento in cui l'innovazione sta spingendo con grandissima forza e quindi dobbiamo avere una visione strategica, perché questo ci permetterà di fare le scelte giuste e soprattutto ci permetterà di vivere questa innovazione in maniera positiva, cioè da attori, da protagonisti e non subirla. Allora, il concetto di interoperabilità, come ho scritto, si può declinare su tanti piani diversi. Qui ho messo quelli più noti, più evidenti, no? Quello semantico, quindi sul significato, quello tecnologico, di cui ci hanno parlato prima appunto Barrichello e Brentan, ma anche quello gestionale. E qui c'è la trasversalità tra i vari enti, ad esempio se parliamo di pubblica amministrazione, enti sovraordinati come la regione, i comuni, ma c'è anche tutto un mondo che poi andremo a vedere che riguarda anche il mondo professionale e quello privato. L'informazione geografica proprio per sua natura è interoperabile, è uno strumento abilitante, appunto, un termine molto, molto azzeccato, per abilitare l'interoperabilità e intercetta tutti questi livelli che vi ho detto, questi tre quantomeno. Però chiaramente ha bisogno di un contesto in cui poter dispiegare la sua potenza di scienza del dove, come è stata correttamente definita.
Quindi l'ecosistema è sicuramente la Spatial Data Infrastructure. Noi l'abbiamo tradotto con infrastruttura dati territoriali, però diciamo che il termine originale, quello no, definito nel mondo anglosassone, ci dà un po' anche meglio l'idea, no? Un'infrastruttura di dati spaziali, è molto più ampia come concetto, non territoriale, molto di più. O meglio, a proposito di visione, è dove sta andando l'infrastruttura dati territoriali? Sta andando verso quelli che adesso si chiamano geospatial ecosystem, che vivono di interoperabilità, proprio nel senso più ampio prima descritto, e trova la sua concretizzazione in un percorso che negli Stati Uniti è stato già tracciato, oltre che ideato e normato, e che in Europa sta muovendo i primi passi, e noi stiamo molto attenti a quello che sta succedendo. Vedete qui a fianco Geospatial World Forum, è del 2022, vedete che è cerchiato lì Geospatial Ecosystem. Vi lascio guardare nelle iconcine quelle che sono gli aspetti tecnologici, quelle che sono i segmenti, no, degli utenti, no? Ci sono cose molto interessanti. E il percorso che va in qualche modo a realizzare gli ecosistemi geospaziali è proprio il Public-Private Partnership. Un concetto che vi ho detto è normato di là dell'oceano, è necessario che sia normato anche qui, perché non c'è solo il pubblico, c'è anche il privato, dopo vedremo in che contesto. L'interoperabilità è chiaramente il faro di questa trasformazione, perché ci permette di trarre il massimo profitto dal fatto di far dialogare informazioni, dati, contenuti, e permette poi quella contaminazione informativa che rende l'informazione geografica liquida, come quella che fruiamo nel web. È un modo anche più, se volete, passatemi il termine, democratico di fruire un'informazione, meno dogmatico, meno da addetti ai lavori. Però per fare tutto questo è importante disporre di strumenti come quelli che abbiamo visto, ma dobbiamo anche lavorare sui modelli dati, sulle strutture dei dati, nella parte più tecnica, più intima, quelli che riguardano poi gli aspetti legati alla produzione e alla gestione dei database geografici, in modo da renderli meno autoreferenziali e semanticamente quindi più intellegibili anche dai non specialisti, perché devono essere orientati a obiettivi informativi e comunicativi più efficaci, devono raggiungere tutti in maniera più chiara, più trasparente, meno esclusiva, più democratica appunto. Quindi make it easy, premiamolo quel bottone. I modelli dati che hanno avuto la pretesa, anche in un recente passato, ancora adesso, hanno avuto la pretesa di essere onnicomprensivi, in modo da rispondere a qualunque esigenza abbiamo, siamo noi professionisti, pubblica amministrazione, imprese, in realtà hanno mostrato un po' i loro limiti, hanno mancato il loro obiettivo. Non è che non abbiano realizzato obiettivi, li stiamo utilizzando anche a livello regionale, comunale, però forse avevano la pretesa di rispondere a troppe domande. Quindi è necessario operare delle semplificazioni per renderli più sostenibili sul piano produttivo e quindi anche economico, su quello manutentivo, gestionale, ma anche dobbiamo operare in tal senso un capovolgimento di prospettiva che deve mettere al centro della progettualità in ambito geografico l'utenza e i fabbisogni che l'utenza esprime. Ma che utenza? È un'utenza che afferisce ad ambiti estremamente differenziati, sia per quanto riguarda gli interessi che per quanto riguarda le competenze, perché va appunto dai tecnici della pubblica amministrazione centrale e locale fino ai professionisti, al mondo delle imprese che su questi dati lavorano e ai cittadini. Quindi non pochi soggetti e non poco differenziati, anzi. Siamo un po' innamorati delle nostre creature, no? Ma magari forse, no? Come vedete qui, richiamo a Frankenstein Junior, no? Forse dovremmo un po' considerare le cose in maniera un po' più pragmatica.
E abbiamo visto nei precedenti interventi come le infrastrutture dati geografici e le loro evoluzioni future rappresentano proprio il contesto in cui questa ridefinizione dovrà aver luogo e consentirà proprio di trovare i vantaggi che abbiamo visto. Abbiamo visto quanti nuovi portali in poco tempo sono stati creati dalla direzione pianificazione in collaborazione con altre strutture regionali, perché ci sono finalmente strumenti più semplici, più user friendly, no? Per la gestione del dato e per la sua fruizione soprattutto. Quindi questo ci permetterà progressivamente di superare quelle impasse in cui incappano non solo gli utenti specialistici, ma anche quelli non specialistici, nel gestire, sfruttare, interrogare le banche dati costruite su modelli troppo complessi. E hanno dimostrato un po' la loro inadeguatezza nel momento in cui appunto dovevano rispondere in maniera immediata a domande semplici, non vi dico quelle complesse, per cui non è che non vi rispondano, però dobbiamo iniziare un percorso di semplificazione per rendere più facile interrogare e farci rispondere efficacemente dalle nostre basi informative. Quindi non dobbiamo più progettare l'informazione geografica come abbiamo fatto fino ad oggi e in un recente passato, già le cose stanno cambiando, operando solo un adeguamento tecnologico e mantenendo quelli che erano i percorsi, gli stilemi, no, del passato, che avevano un'altra opzione. Lo vedete nella carta di Venezia che vedete dietro di voi alle vostre spalle. No? Era un'esigenza di descrizione del territorio, di rappresentazione del territorio. Adesso, e lo ribadisco, c'è un'altra urgenza, c'è quella di far guidare la progettazione anche delle strutture dati che sembrano un aspetto tecnico ma non lo sono in realtà, e devono essere gli utilizzi applicativi e i fabbisogni conoscitivi degli utenti, cioè gli utenti devono essere messi nella condizione di reperire, anche generare, oltre che fruire agevolmente delle informazioni di cui hanno bisogno. E quindi uno slogan, user first, come si dice adesso, e better user experience, cioè la esperienza migliore d'uso non dobbiamo lasciarla fare solo ai grandi player planetari che ci mettono a disposizione i dati anche geografici in maniera molto friendly, molto amichevole. Anche la pubblica amministrazione deve fare questo, perché questa è un'esigenza che è sempre più pressante. E qui altri riferimenti di cui si parla molto in questo inizio d'anno. L'interoperabilità deve essere molto più ampia rispetto a quella che abbiamo anche visto e che abbiamo fino ad oggi concepito, perché deve aprirsi senza paure, senza timidezze ad approcci gestionali e a strumenti, qua ne ho citati un po', big data, intelligenza artificiale, machine learning, internet of things, adesso si parla anche, mi diceva Trivelloni, internet of everything, e che ha già adesso, voglio dire, ha degli impatti forti, ma negli anni a venire sarà dirompente nel settore geografico e di tutte le sue applicazioni, per tutte le categorie di utenti. E qui c'è una potenzialità enorme, enorme, per alimentare quei processi di analisi dinamiche, e come è scritto, per sostenere modelli interpretativi e predittivi di cui la pubblica amministrazione ha un estremo bisogno per monitorare il territorio, per conoscerlo, per agire, per normare, per conoscere. Quindi ecco la frase che vedete in basso. Siamo pronti per l'intelligenza artificiale? Ci dobbiamo preparare. Ecco la visione che deve in qualche modo ispirare e cavalcare l'innovazione, non lasciarsi cavalcare. E qui chiudo. Faccio un intervento molto breve, visto che i tempi sono brevi. E qui questa è un'immagine che già ho presentato ai webinar del 2011 organizzati dalla direzione pianificazione. E chi lo conosce, per chi non lo conosce lo dico brevemente, questo è un riferimento che per chi fa GIS, voglio dire, è nota. È una mappa redatta da John Snow, che era un epidemiologo del 1800, che utilizzò appunto la spazializzazione dell'informazione, nello specifico le morti per colera a Soho, a Londra, e spazializzando le informazioni individuò la fonte del contagio, la famosa pompa di Broad Street. Cosa c'è di più user-centered di questo? L'utente al centro,
la necessità, il fabbisogno al centro. Ci siamo un po' innamorati dei nostri modelli. Attenzione, questo è quello che serve. È un po' un tornare al passato, ma passato non è, evidentemente. E qui mi fermo e vi ringrazio. Grazie a Pierpaolo Milan. Su quell'immagine i sistemisti e gli epidemiologi sono tutti innamorati, perché è anche tutelata come monumento, gli è stata tolta soltanto la cosa, siamo andati, chi passa là l'ha fotografata, ed è fondamentale, la si trova su tutti e due i versanti, sia epidemiologo che sistemista. Grazie a Pierpaolo. Intanto invito Michele Saccone a venire sopra. Una cosa giusto sull'intervento di Pierpaolo, che ha approfondito, ha fatto un carotaggio sul discorso dell'interoperabilità, come avevo accennato brevemente e sommariamente nel mio intervento introduttivo, ed è importante quello di poter lavorare sui modelli dati per renderli meno autoreferenziali. Questo è un principio fondamentale, che costa sacrificio, perché nessuno si deve innamorare, come ha detto Milan, del proprio sapere, affinché l'interoperabilità possa avere un carattere semantico, tecnologico e gestionale, per andare verso queste nuove frontiere che io, ahimè, non conosco, non le frequento molto, questa Geospatial Ecosystem. Mi aggiornerò su questo, ma Umberto Trivelloni fa sì con la testa, e quindi la struttura è ben collaudata. User first and better user, questo qui è importante. E do la parola adesso a Michele Saccon, che è un libero professionista che la Regione ha avuto il piacere di conoscere durante la georeferenziazione, non geolocalizzazione, georeferenziazione. Michele poi è una persona precisissima, di tutti i beni paesaggistici e delle aree tutelate per legge nell'ambito del paesaggio. Non parlerà di questo oggi, ma parlerà di un tema ancora più delicato, che è quello della banca dati e dei limiti amministrativi, e quindi praticamente l'ultimo intervento della mattinata, che fa fronte con quello che poi sarà della seconda parte, quando lasceremo le poltrone ai comuni, che sono le frontiere di quello che utilizzano la cartografia, proprio frontiere, perché loro sono proprio quelli che devono stare col cittadino, con Bepi, Toni e Nani, quando devono cominciare a discutere, dammi il dato, via, noi li produciamo e loro devono divulgarli. Michele Saccon parlerà proprio della banca dati dei limiti amministrativi comunali del Veneto, l'analisi dello stato dell'attività e l'accertamento da parte degli enti locali. Anche qui si deve lavorare fra scartabellare carte, decreti, documenti, e per poi metterli a regime, metterli a sistema, per poter certificare qual è l'importanza, e sappiamo che da qui ci vanno a nozze gli avvocati e i magistrati, perché un limite amministrativo ha un'importanza fondamentale quando si fa la gestione del territorio. Buongiorno a tutti. Sono passati ormai più di 13 anni da quando la Regione del Veneto ha definito una procedura standardizzata per l'accertamento e la rappresentazione quindi dei limiti amministrativi degli enti comunali. In realtà questo tipo di attività va ricercata prima del 2010. Già nel corso degli anni la rappresentazione dei limiti amministrativi, in modo particolare negli strumenti di pianificazione, quindi successivamente nella gestione del territorio, è apparso un tema fondamentale, vuoi per le ricadute giuridiche, vuoi per le ricadute anche a livello chiaramente amministrativo e di gestione del territorio. Questo tipo di necessità si è accentuata molto con l'avvento dei sistemi informativi territoriali, la possibilità di andare a guardare il dato ad una scala sempre più precisa e ravvicinata ha fatto emergere ancora di più la necessità di ottenere un dato quanto più preciso, e poi a cascata anche tutti i dati che vengono prodotti a livello comunale e quindi poi anche a livello territoriale fossero inquadrati all'interno del territorio comunale di riferimento con assoluta precisione. Già con la legge 11 del 2004 e l'introduzione del quadro conoscitivo, la Regione del Veneto aveva annoverato tra le classi costituenti il quadro conoscitivo appunto i limiti amministrativi, e quindi già con i primi atti di indirizzo successivi alla legge 11 aveva preso avvio una sorta di aggiornamento e accertamento di questi limiti. Nel 2010, come dicevo, la Regione Veneto ha voluto stabilizzare la procedura in modo tale da incanalarla
in una visione condivisa e omogenea per tutti gli enti che operano sul territorio. L'attività di accertamento prevedeva un'attività propositiva da parte della Regione stessa, la quale attraverso l'allora unità di progetto sito e cartografia aveva individuato per ciascun comune del Veneto quello che era un nuovo limite amministrativo sulla base delle mappe catastali, in quanto ritenute la base cartografica più idonea all'identificazione di nuovi limiti amministrativi. Nel fare questo tipo di attività, tuttavia, sono state utilizzate anche ulteriori fonti, quali le ortofoto digitali a colori, oppure i limiti amministrativi in uso da parte delle amministrazioni comunali in formato shaper. Come vi dicevo in precedenza, c'erano comuni che già prima del 2010 e successivamente alla legge 11 del 2004 avevano avviato, alcuni già concluso, la redazione del piano di assetto del territorio, quindi di fatto avevano già prodotto il livello informativo legato ai limiti amministrativi. Sostanzialmente a ciascuna amministrazione comunale la Regione ha fatto pervenire un pacchetto contenente un file shape con la perimetrazione del limite amministrativo definito sulla base delle cartografie catastali di cui abbiamo detto in precedenza e un elaborato in formato raster con una sovrapposizione tra suddetto limite ed eventuali limiti amministrativi già in uso da parte dei comuni, ossia dei comuni limitrofi, perché in questo tipo di accertamento, capite bene, un ruolo fondamentale è costituito sia dal comune che fa l'accertamento, ma chiaramente l'accertamento deve essere fatto di concerto con il comune limitrofo. Agli enti comunali veniva chiesta di effettuare una verifica su questo dato trasmesso dalla Regione, segnalando eventuali modifiche, anzi riportandole in formato grafico, in formato shape, restituendo questo dato pertanto alla Regione. La verifica e l'accertamento di questo dato veniva supportato da un verbale di accettazione tra il comune che effettuava l'aggiornamento e il comune limitrofo, che quindi di fatto sancivano una sorta di patto che quello veniva riconosciuto quale limite amministrativo sotto il profilo appunto della rappresentazione digitale. Questo tipo di attività ha fatto sì che la Regione del Veneto nel corso di questi anni abbia acquisito una mole di dati importante. Qui vediamo una rappresentazione che individua i comuni che di fatto hanno fornito un file shape completo o incompleto e viceversa i comuni invece che ancora non hanno fornito questo dato. Quando parlo di file shape incompleto si tratta di quei comuni che magari hanno effettuato un accertamento non per i limiti amministrativi con tutti i comuni confinanti. I comuni che all'oggi non hanno ancora trasmesso questo dato sono comuni che magari, come dicevo in precedenza, o non hanno ancora avviato la redazione del piano di assetto del territorio. Questa attività veniva inquadrata infatti all'interno della redazione del piano di assetto del territorio, oppure comuni che avevano già concluso l'iter di redazione del piano e pertanto non hanno avviato l'iter successivamente al 2010. Se andiamo ad analizzare questi dati, in modo particolare sotto il profilo dei dati che sono stati completamente concordati con i comuni limitrofi, il dato ci dice che neppure la metà risultano essere comuni per i quali è stato fatto un'attività che ha portato a concordare l'intera totalità dei limiti amministrativi. Attenzione che questo dato però, che in prima battuta può sembrare deprimente o comunque non all'altezza delle aspettative, in questa visione va a guardare l'intera totalità dei limiti amministrativi con tutti i comuni confinanti. Quindi 227 sono i comuni che hanno concordato interamente con tutti i comuni confinanti
i propri limiti amministrativi. Ve ne sono poi 27 comuni per i quali vi sono alcune criticità nella documentazione che è stata presentata, i 309 comuni per i quali che abbiamo visto rappresentati in rosso e che costituiscono più della metà, in realtà costituiscono comuni per i quali non sono stati accertati i limiti amministrativi con tutti i comuni confinanti, il che vuol dire che all'interno di quei comuni vi sono dei comuni che magari hanno accertato gran parte dei propri limiti amministrativi ed è con i comuni confinanti. Ed ecco che è importante quindi forse focalizzare l'attenzione più che sul singolo comune, sui tratti di limiti amministrativi tra i vari comuni. Anche all'interno dei comuni che hanno completamente operato l'attività di accertamento dei limiti amministrativi con i comuni contermini, troviamo delle criticità legate a quei comuni che magari per i quali non è stato possibile effettuare una verifica di doppia fonte, cioè il comune A ha trasmesso il proprio shape, il comune B, comune limitrofo, non ha trasmesso il proprio shape, quindi dobbiamo tenere buono gioco forza il comune A, che è l'unico che ha trasmesso lo shape. Oppure le criticità maggiori sono quei comuni che dichiarano di aver accertato il limite amministrativo, ma i limiti amministrativi che sono stati trasmessi dai comuni limitrofi non coincidono tra di loro. Come vi dicevo in precedenza, un'analisi più dettagliata e più precisa e anche, anticipando le conclusioni, più incoraggiante, va fatta invece andando a vedere i singoli tratti dei limiti amministrativi, perché sono quelli che ci danno la reale visione dell'attività che è stata fatta. In modo particolare troviamo più di 1000 limiti amministrativi con i verbali di accettazione sottoscritti. Ecco qui l'analisi che ha fatto la Regione Veneto è divisa sotto 2 punti di vista, uno sotto l'aspetto documentale e uno sotto l'aspetto invece meramente cartografico. Documentale rappresenta l'analisi dei verbali di accettazione che di fatto supportano il dato che è stato trasmesso alla Regione. L'analisi invece sul dato, l'analisi topologica, invece analizza il file shape che è stato trasmesso appunto dai comuni alla Regione. Come dicevo in precedenza, sono 1044 i limiti amministrativi con verbali di accettazione sottoscritti, più ulteriori 108 limiti amministrativi che hanno della criticità documentale. Si tratta di verbali che magari non presentano la doppia firma da parte dei tecnici che avrebbero o che hanno sottoscritto il verbale per l'appunto, oppure verbali che sono presenti per un comune con la firma di entrambi i tecnici comunali e di contro non sono stati magari trasmessi dal comune limitrofo. 425 invece sono i limiti amministrativi per i quali non è presente alcun verbale di accettazione, non è stato acquisito. Questo dato va incrociato poi con la verifica topologica, cioè la verifica che è stata fatta sui dati cartografici, tralasciando 200 limiti amministrativi che non sono stati trasmessi e i 319 limiti amministrativi che presentano delle difformità o sono discordi l'uno dall'altro. Comunque una buona percentuale di dati può essere considerata valida sia sotto il profilo della coincidenza topologica e anche nei casi in cui vi siano minime difformità di carattere topologico. Si tratta di difformità facilmente risolvibili. Così come detto anche in precedenza, vanno considerati buoni quei limiti amministrativi privi di controprova, cioè per quei comuni che hanno trasmesso il dato, ma viceversa il comune limitrofo non ha fatto altrettanto. Qui vediamo alcuni esempi di limiti amministrativi coincidenti, in modo particolare tra il comune di Treviso e di Quinto di Treviso, oppure tra il comune di San Bonifacio e Arcole, anche laddove vi siano casi con minime difformità di carattere topologico. Si tratta spesso di problemi che vanno sicuramente risolti ma che non sono visibili talvolta neanche con uno zoom molto dettagliato, ma che comunque, ripeto, sono anche facilmente
risolvibili attraverso una sistemazione con l'ausilio del GIS. Come vedete anche in questo caso tra Venezia e Quarto d'Altino vi sono delle minime difformità topologiche che non sono tuttavia riscontrabili da una rappresentazione cartografica. Laddove invece troviamo dei limiti amministrativi discordi, invece vi sono delle evidenti difformità che fanno presupporre che i due dati che sono stati utilizzati per la redazione o per la trasmissione, che i dati per i quali sono stati trasmessi alla Regione derivano da due banche dati differenti. Ora, se andiamo ad incrociare i dati, le analisi fatte relative alla verifica topologica e ai verbali di accettazione, possiamo dire con una certa tranquillità che possiamo tenere buoni tutti i limiti amministrativi coincidenti o con minime difformità topologiche, le quali abbiano un verbale di accettazione sottoscritto o comunque con delle criticità documentali risolvibili, o ancora quei limiti amministrativi coincidenti o con minime difformità, ancorché non presenti di verbale. Certo, in questi casi andrà recuperata la documentazione diciamo così amministrativa, però il fatto che entrambe le amministrazioni abbiano comunque trasmesso lo stesso dato coincidente fa presupporre che il dato sia stato condiviso tra le due amministrazioni. Allo stesso modo possiamo considerare buoni quei limiti amministrativi, dicevo, privi di controprova, cioè trasmessi da una delle due amministrazioni, ma comunque provvisti di verbale di accettazione. E anche quei limiti amministrativi che risultano essere discordi sono risolvibili attraverso una lettura, un'analisi di quello che è il verbale di accettazione, se chiaramente presente, perché nel caso in cui due amministrazioni abbiano sottoscritto due verbali di accettazione in due momenti diversi, ecco che presumibilmente quello più recente risulta essere quello condiviso e quindi quello da tenere buono, e quindi di conseguenza andare a considerare il limite amministrativo in questo caso trasmesso. Ecco, se andiamo ad incrociare queste casistiche andiamo a vedere che circa il 75, poco meno del 74% dei limiti amministrativi dei singoli tratti di confine presenti nel Veneto risultano essere all'oggi validabili, ancorché privi di controprova, ma coincidenti o comunque verificabili con verifica documentale. Chiaramente la rappresentazione dei limiti amministrativi, come dicevo all'inizio, ha una serie di ricadute sotto il profilo amministrativo, pianificatorio, ma pensiamo anche banalmente all'applicazione di un vincolo la cui estensione territoriale magari si appoggia su elementi fisici. Pensiamo a un corso d'acqua il cui tratto ricade all'interno di un comune piuttosto che di un altro. Questo poi genera da parte di un comune la non consapevolezza di avere un vincolo che ricade sul proprio territorio, e da qui poi tutto ciò che ne consegue a livello di gestione del patrimonio edilizio. E oltretutto, anche la produzione dei dati territoriali, e questo è un argomento molto importante considerato il tema del convegno di oggi, anche la produzione dei dati territoriali ha ricaduta poggiandosi, tutti quei dati territoriali che poggiano sul limite amministrativo devono essere prodotti in maniera corretta, in maniera coerente con questo. E da qui l'esigenza e la necessità di addivenire a una banca dati dei limiti amministrativi comunali del Veneto che sia almeno stabilizzata e accertata. Se andiamo a dare uno sguardo veloce, vado a concludere, a quello che hanno fatto le altre regioni in Italia, innanzitutto possiamo constatare che il Veneto è stata una delle regioni che ha agito per prima sotto questo aspetto. Permettetemi anche di dire facendo scuola, nel senso che andando a vedere quello che hanno fatto anche le altre regioni, la procedura per l'accertamento dei limiti amministrativi risulta essere molto simile, se non coincidente, a quella operata dal Veneto. In modo particolare la Sardegna nel 2018 ha instaurato
una procedura molto simile, così come l'Emilia Romagna nel 2019, con la differenza che in Emilia Romagna la validità del dato avviene con l'approvazione del decreto del Presidente della Regione. Interessante poi è il caso della città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, che ha istituito il cosiddetto progetto SICLA, Sistema Concertativo dei Limiti Amministrativi, creando un portale WebGIS, e qui mi ricollego un po' ai ragionamenti tutti fatti da chi mi ha preceduto sui DT, creando appunto un portale WebGIS messo a disposizione di 189 comuni delle suddette province, all'interno dei quali è stato dato accesso alle amministrazioni locali piuttosto che ai tecnici incaricati per andare a operare fisicamente sulla definizione dei limiti amministrativi. In questo modo si è creato un portale interattivo in cui sia i soggetti promotori, ossia gli enti locali, sia la provincia in questo caso, le province in questo caso, sia i tecnici che operavano fisicamente all'interno del WebGIS avevano sempre sotto mano una situazione aggiornata e condivisa del dato. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Michele Saccon per la sua illustrazione. I numeri sono importantissimi, sono numeri impegnativi, perché dietro a quei numeri, quelle percentuali che ha fatto vedere Michele, c'è un lavoro di squadra fra comuni e regioni di notevolissimo impegno e difficoltà. Fare un verbale di accettazione fra comuni vuol dire proprio esercitare proprio una condivisione delle tematiche. E quello che ha illustrato, vado a chiudere Umberto, e quello che ha dimostrato è proprio che come, facendo la georeferenziazione sulle immagini aeree, come l'IDT non risolve il problema. L'IDT con tutte le sue banche dati è un supporto imprescindibile, oggettivo, alla risoluzione dei problemi, nel rispetto secondo le logiche progettuali e le finalità di quello che si vuole rappresentare, che sia di carattere urbanistico, copertura del suolo, beni paesaggistici, ambientale, sanitario. Cioè, questo qui è fondamentale, ci si appoggia tutto ormai sulle banche dati dell'IDT regionale. Documentare per comunicare non vuol dire conoscere, serve solo per conoscere vuol dire dare supporto alle scelte, al politico, ai dirigenti, per poter fare delle scelte che siano quantomeno oculate. Quello che abbiamo visto oggi parlo dall'immagine della pompa di Broad Street che si trova a Carnaby Street, angolo Carnaby Street a Londra, all'immagine della notte di Fondelli e Boaga, sono due estremi, che uno iniziale e uno finale. Dentro c'è un mondo fatto di mattoncini, di piccoli mattoncini che abbiamo visto illustrati perfettamente, svolti tutti nell'accuratezza temporale, accuratezza semantica, accuratezza delle precisioni, che la Regione del Veneto ha sempre seguito dal 1976 ad oggi. La legge 28 del 76 è tutt'oggi vigente, che ha portato a questo livello di eccellenza la Regione del Veneto e l'IDT. Front office della Regione sono i comuni, e lascio la parola quindi alla seconda sessione, che è gestita da Umberto Trilloni. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, e cominciamo subito, anche per recuperare un po' di leggero ritardo che abbiamo, che però direi fisiologico. Gli interventi che abbiamo ascoltato sono stati tutti molto interessanti, la scelta di stare in tempi così stretti anche per favorire la fruizione online, che ricordo è in corso, in streaming, sia su live sites che su YouTube. E io cercherò di rubare il meno tempo possibile nel passaggio tra un intervento e l'altro, anche perché la condivisione con i colleghi dei comuni è altissima, direi che è totale, come è già stato richiamato negli interventi che ci hanno preceduto, anche quello dell'assessore Corazzari, e quindi cercherò di rubare il meno tempo possibile. Rubo un minuto soltanto all'inizio per dire due cose. Una,
per ringraziare tutti quelli che lavorano a aiutarci non solo a mandare avanti l'infrastruttura dati, ma anche a organizzare questi eventi di comunicazione, no? Condivisione. Quindi i colleghi dello staff in primis, naturalmente queste attività vengono fatte in un quadro di più ampia funzione, in carico alla direzione di pianificazione, poi sentiremo il nostro direttore, l'architetto Sista, a conclusione di questo evento. E vorrei ringraziare però anche le altre strutture, molti colleghi presenti in sala sono anche della nostra direzione ma anche di altre, in primis la direzione ICT, ma anche insomma l'organizzazione, no, in senso più, se mi passate il termine, materiale, insomma, ma fondamentale, quindi dalla copisteria, no, che produce le stampe di tutto il materiale che trovate, che viene realizzato a costo zero sostanzialmente, ecco, alla gestione di questa sala, tutto quello che sta intorno alla parte amministrativa che consente l'acquisizione del catering, e sapete che dietro a ogni attività insomma, ci sono degli sforzi, è giusto ricordarli. Questo però è molto utile per enfatizzare le buone pratiche, diciamo, no? Le buone prassi che mettiamo in atto e che abbiamo ascoltato nella prima sessione e che ascolteremo adesso nella seconda. La seconda considerazione iniziale dopo i ringraziamenti è per il senso di questo convegno, ci torno sopra, ne hanno parlato anche altri, è la fondamentale interoperabilità di obiettivi ma soprattutto relazionale che si è creata negli anni, non solo in questi ultimi anni. Gli ottimi rapporti con la gran parte dei comuni del Veneto sono pienamente una tradizione, direi, della nostra struttura, e questa è una cosa molto positiva. E non soltanto con i comuni ma anche con altre realtà. Oggi si è parlato dell'esempio del richiamo dei dati dell'Agenzia regionale per l'ambiente, quindi ARPA, ma anche con altre realtà. So che in sala sono presenti anche rappresentanti, amici dei collegi dei geometri, per fare un esempio, ma anche di altri ordini professionali. Quindi cerchiamo sempre di mantenerci molto aperti verso lo scambio, l'interscambio di utili informazioni e per abbracciare anche una visione sempre più comune. Detto questo, io chiamerei il primo intervento quello di Rosario Ardini del Comune di Vicenza. Rosario, lo dico a te, ma per dirlo anche agli altri, io sono dotato di, come vedi, di avvisi di vario tipo, anche acustici, nel caso proprio si dovesse mettere male, insomma ricordiamo le campanelle. Non inizia il Consiglio dei Ministri ma finisce il vostro intervento. Prego Rosario, scherzi a parte, a te. Si sente? Sì, perfetto. Allora, scusate, ringrazio la Regione per l'occasione che ha dato ai comuni. Io poi anche gli altri colleghi che seguiranno rappresento i comuni, quindi il luogo dove poi ci si sporca le mani concretamente anche nel rapporto con il cittadino per mettere in pratica quello che ci siamo detti. E vi assicuro che è un lavoro molto complesso e che comunque con l'ausilio della Regione abbiamo anche sviluppato in maniera molto significativa. Anche il Comune di Vicenza da anni che lavora, da più di 25 anni che ha in piedi un sistema informativo territoriale. Il lavoro negli anni si è sviluppato attraverso il collegamento tra l'informazione territoriale di base e l'attività, quindi i dati prodotti dall'attività quotidiana degli uffici. Perché lo dicevamo prima, l'infrastruttura è poi un ecosistema dove vanno a confluire tutta una serie di dati. Interoperabilità è già questo, cioè quindi la possibilità che i dati prodotti dai vari settori che hanno un preciso riferimento al territorio, a un luogo fisico, si possano dialogare e interloquire insieme. Si è creata quindi nel corso del tempo una vera e propria infrastruttura dati territoriale comunale che abbiamo reso disponibile già dal 2015 attraverso il portale cartografico, il geoportale SITV, ovviamente differenziando nei contenuti tra la parte internet, quindi resa disponibile agli utenti, e la parte intranet a disposizione degli uffici, che contiene anche delle informazioni, dei dati che non possono essere resi pubblici per
ragioni di privacy oppure perché appartengono a fasi intermedie dei procedimenti. Ma l'aspetto importante che volevo sottolineare, evidenziare, sui contenuti abbiamo avuto anche in altre occasioni la possibilità di mostrarli, quindi del portale e quindi di questa infrastruttura, è quella della condivisione dei dati, quindi la possibilità di mettere a disposizione questi dati non soltanto all'amministrazione, quindi come supporto per la pianificazione, per le scelte, ma anche a tutti gli utenti, ai cittadini, alla società, per poterli lavorare e poterli anche rielaborare. E questo quindi non soltanto attraverso la messa a disposizione del dato, quindi come attraverso il menu di download dei dati, quindi con la possibilità di scaricarlo in vari formati, ma anche già dal 2015 mettendo a disposizione i GeoWeb Service, quindi i servizi VFS, VMS, attraverso i quali è possibile, con l'URL che è indicato all'interno del portale, di connettersi a quei dati. Io mi scuso se sono un po' didascalico su questo aspetto, ma non sapendo se ci sono anche persone che non sono tecnicamente esperte su queste cose, così almeno spiego in che cosa consiste il servizio VFS. In sostanza, attraverso quest'URL, mediante uno strumento GIS qualunque, io qua ho fatto l'esempio di QGIS, è possibile quindi connettersi al server dove sono presenti i dati di SITV, quindi quelli che noi rendiamo pubblici attraverso il nostro geoportale. In questo modo quindi ci si connette al server, si possono visualizzare i dati che sono presenti dentro il server che noi rendiamo disponibili dentro SITV, e si possono caricare nel proprio GIS, quindi nel proprio strumento di lavoro, per poterlo rielaborare. In questo modo quindi lo visualizziamo in mappa. Come vedete, il metadato che emerge dalla consultazione del dato è proprio quello del riferimento dell'URL su cui del portale, diciamo, in cui sono presenti i dati. È possibile interrogarlo, quindi conoscere il contenuto, è possibile anche poi copiarselo in un layer editabile e quindi editarlo. In questo modo quindi, questo è il concetto di open data, quindi di un dato che è reso disponibile anche a tutti, quindi non soltanto dentro l'amministrazione ma anche all'esterno, per poterci lavorare, per poter fare costruire il proprio lavoro, le proprie attività. L'aspetto che volevo sottolineare è che il fatto di non doverlo solo scaricare, ma di connettersi al servizio, quindi di connettersi al server dove sono presenti i dati, permette di avere un dato sempre aggiornato, perché SITV è configurato in modo da aggiornarsi ogni notte automaticamente con tutti i dati prodotti dall'attività quotidiana dell'amministrazione, e quindi in questo modo l'utente ha sempre l'accesso al dato più aggiornato. A questo punto, ma lo abbiamo già detto, è stato già anticipato in tutte le presentazioni che sono state fatte prima, questa modalità di interscambio di dati si presenta anche come un'opportunità di condivisione dei dati a livello di pubbliche amministrazioni, ed è quello il cuore dell'esperimento, insomma, della prova che abbiamo costruito nei mesi l'anno scorso insieme con la Regione. Forti anche, appunto, come diceva il dottor Trivelloni, di tutta questa attività di confronto che abbiamo sviluppato da più di un decennio, da almeno 15 anni, con la Regione e con alcuni altri comuni del Veneto, e quindi attraverso grazie a questa collaborazione abbiamo pensato di attivare un flusso informativo diretto di dati territoriali tra l'infrastruttura comunale, quindi SITV, e quella regionale. Il metodo di lavoro, qua è importante, mi vorrei soffermare un attimo su questo perché è emerso un po' anche negli interventi precedenti. L'interoperabilità non ha soltanto una componente tecnologica che è importante, ma innanzitutto è una condivisione di un metodo di lavoro e quindi di una costruzione che deve essere fatta insieme. E quindi innanzitutto l'individuazione di un dato territoriale da condividere che fosse di interesse per entrambe le parti, quindi il Comune e la Regione.
la definizione della struttura dati, su questo poi torneremo, ovviamente poi le fasi operative, quindi la preparazione del dato e l'attivazione del servizio e le verifiche e i controlli finali. Adesso analizzo un po' più nel dettaglio questi punti, questi aspetti. Innanzitutto il tema che abbiamo pensato di condividere all'inizio, adesso via via stiamo sviluppando anche su altre tematiche. La prima classe, insomma, che abbiamo pensato di condividere è quella degli edifici, già veniva accennato, poi dopo lo presenterò più avanti. Perché è un tema che il Comune controlla direttamente attraverso le pratiche edilizie, la numerazione civica e tante altre attività. Ovviamente la conoscenza e la produzione avviene a livello comunale, ma è una classe che poi è di grande interesse a livello anche regionale per la pianificazione urbanistica, la protezione civile e anche altri usi di interesse regionale. Importante a questo punto è definire una struttura che fosse condivisibile. Prima abbiamo sentito nell'intervento del dottor Milan come importante appunto anche il contenuto del dato e che questo contenuto sia sia gestibile, sostenibile nella sua produzione e nella sua gestione. Il Comune, sicuramente per quanto riguarda questa condivisione dei dati, il Comune ha tutta una serie di informazioni collegate alle classi territoriali, in questo caso agli edifici, ma a livello regionale, quindi a livello di infrastruttura resa disponibile a tutti, ne servivano solo alcune. Sul contenuto del dato, appunto come dicevamo prima, è importante riflettere, volevo fare una breve digressione perché il contenuto è anche all'interno del geodatabase di Vicenza e di Schio, poi verrà illustrato nell'intervento che seguirà il mio, è stato organizzato alla luce delle specifiche dei database geotopografici che erano stati approvati col decreto ministeriale del 2011. Il Comune però su questo contenuto ha operato delle semplificazioni proprio nell'ottica della gestione del dato, perché il dato questo tipo di dati come gli edifici, ma le strade eccetera sono prodotti a livello comunale. Il Comune deve avere la possibilità di produrlo e di mantenerlo aggiornato e quindi deve focalizzarsi su quei dati, su quelle informazioni che effettivamente servono alla gestione comunale e che quindi possono essere utili per la sua attività. E quindi eventualmente anche con delle integrazioni che fanno il caso proprio della gestione comunale. Una di questi dati, poi lo vedremo tra quelli che abbiamo estratto per questa condivisione. Il discorso delle specifiche di sintesi che sono state, su cui si parla, l'attività e il lavoro che ha svolto il dottor Milan, di cui ci accennava prima, è fondamentale proprio nell'ottica della sostenibilità, ma è importante che questo discorso, diciamo, questa collaborazione si sviluppi a tutti i livelli, quindi anche le specifiche, il contenuto del dato deve essere stabilito, concordato in questo rapporto tra i vari livelli di amministrazione, perché calato dall'alto, come era stato il catalogo dei dati territoriali, è sicuramente utile come base per incanalare il contenuto, ma non tiene conto di tutte le esigenze che ci sono poi in chi si sporca le mani come noi Comune. Comunque sì, vado avanti velocemente. Allora, il contenuto quindi proprio per quello che dicevo prima, si è soffermato su pochi aspetti fondamentali, ovviamente la geometria, quindi la posizione, l'uso, la tipologia architettonica, la denominazione e il codice geografico, che è un dato tipicamente comunale che permette poi il collegamento con tutte le banche dati del Comune. Dopodiché i passaggi, questi vado avanti velocemente, sono stati la preparazione del dato e la pubblicazione del servizio VFS. Si è attivato quindi il flusso di dati già da qualche mese, il layer, quindi edifici Vicenza Schio, che è confluito nell'infrastruttura regionale. È possibile quindi caricarlo in mappa. Come vediamo è uno dei tematismi resi disponibili nel catalogo delle informazioni territoriali di base e può essere visualizzato in mappa, ma può essere anche interrogato con il contenuto che abbiamo visto prima, quindi con le classi che abbiamo visto prima. Volevo soffermarmi sul tema dell'aggiornamento del dato perché è fondamentale per questo esperimento e per gli sviluppi che può avere.
e lo faccio confrontandomi con l'altra classe che era già stata citata, quella degli edifici del Veneto, che è una classe che ha lo stesso contenuto informativo, quindi quello degli edifici, è sempre prodotto a livello comunale perché nasce nella redazione del quadro conoscitivo che è previsto dalla legge regionale 11 e dagli atti di indirizzo come base informativa su cui viene poi effettuata la pianificazione del territorio. Il problema è che quel dato viene fornito una volta sola, una tantum, dalla regione e poi rimane lì statico, mentre questo servizio che abbiamo attivato, penso che siano delle prime prove che sono state fatte tra comune e regione, è un servizio dinamico che permette sempre l'aggiornamento del dato. Faccio brevemente un esempio: questo è un lotto dove fino a metà del decennio scorso sorgeva una fabbrica di ceramiche che è fedelmente rispecchiata come assetto dal layer edifici del Veneto, quindi quello che il Comune ha fornito in occasione dell'approvazione del PAT che è venuto nel 2009. Successivamente però il lotto ha subito una trasformazione urbanistica, è stato realizzato un supermercato, un corpo edilizio con edifici e dei parcheggi davanti al servizio del supermercato e come standard urbanistico. Questa situazione è fedelmente rappresentata nel layer che arriva, nel layer edifici Vicenza Schio, che arriva attraverso il flusso informativo, ma non è rappresentato da quello presente già precedentemente. Come avviene l'aggiornamento? L'aggiornamento avviene così: quando il Comune carica un nuovo edificio, questa è la situazione che c'era fino a metà febbraio, immediatamente il giorno dopo l'informazione arriva nell'infrastruttura comunale in SITV, ma immediatamente attraverso il servizio web arriva anche dentro l'infrastruttura regionale. Quindi l'infrastruttura regionale in questo modo dispone di un dato sempre aggiornato in linea con l'operatività dell'ente. A questo punto allora questa modalità di interscambio deve diventare, ma è stato già accennato prima quando si parlava degli sviluppi che avrà l'infrastruttura dati regionale, quindi nella sua terza versione, come modalità principale di interscambio, perché in questo modo il dato viene prodotto una sola volta al livello che lo fa, ma anche per tutti gli utilizzi, in questo caso il livello comunale. Il dato è continuamente aggiornato, reso disponibile nella versione più recente, è possibile intersecarlo, e qua il concetto di interoperabilità, con dati che provengono da altre fonti. In questo modo si razionalizza anche l'uso delle risorse umane e del tempo. Quindi lo sappiamo, insomma, conosciamo la direttiva Inspire, sono principi questi qua che sono già stati sanciti e su cui devono ispirarsi le infrastrutture e i dati territoriali già dal 2007. A questo punto, dal momento che la condivisione dei dati territoriali è un'esigenza importante nel rapporto tra Comune e Regione per varie attività, dalla pianificazione, protezione civile, eccetera, così come abbiamo detto, è da sviluppare, da approfondire questo metodo dell'interoperabilità. Come principio, quindi, definizione di un'informazione territoriale di base unica per tutti gli indirizzi e per tutti gli utilizzi. Come metodo, quello della definizione di una struttura dati omogenea che vada bene per tutte le applicazioni, eventualmente integrata da informazioni specifiche per la singola applicazione, e come modalità quello del servizio web, quindi del servizio che abbiamo visto, perché i dati sono sempre gli stessi e non è possibile, come è stato fatto finora, non è più sostenibile che per gli stessi dati vengano prodotti per le strutture regionali diverse, una volta per l'urbanistica con gli atti di indirizzo, una volta per la protezione civile, eccetera. Ma il dato deve essere prodotto una sola volta, reso disponibile dentro l'infrastruttura, integrato dentro l'infrastruttura e utilizzato per tutte le applicazioni e tutti i servizi. Analogamente, e qua mi sposto a livello anche più alto, statale. Rosario. Sì, arrivo alla conclusione. La stessa cosa dovrebbe valere per servizi anche di rilevanza nazionale come per ANCS, dove invece ancora i caricamenti sono soltanto a livello manuale, puntuale o massivo. Adesso con i fondi del PNRR si stanno lanciando anche a livello centrale delle modalità nuove che vanno in questa direzione, come la piattaforma digitale nazionale dei dati, che tra l'altro tra i 5 ambiti di intervento proposti ai comuni presenta proprio l'API per i dati geografici. Quindi io mi fermo qua, concludo. I vantaggi per la pubblica amministrazione li ho già delineati, questo è quello che viene
espresso e viene pubblicato nel sito del Dipartimento. È importante che ci muoviamo in questa direzione, perché proprio anche nell'ottica di razionalizzare e rendere più efficiente la spesa IT. Io vi ringrazio ancora per l'occasione, per la disponibilità e passo la parola al dottor Frigollero. Io ringrazio Rosario, mi dispiace dovervi mettere fretta, i temi sono tanti e molto interessanti. Ringrazio in particolare Rosario per la capacità di descriverci in maniera molto efficace quello che è in effetti questa condivisione, no? L'interoperabilità sviluppata attraverso il richiamo di servizi UFS, che è un po' diverso dalla consegna di un hard disk, insomma, no? Quindi in qualche modo, grazie all'evoluzione tecnologica, e qui guardo naturalmente Paolo Barichello, si riesce adesso a fare quello che la legge 11 moltissimi anni fa, addirittura prima di Inspire, che ha introdotto in Europa l'infrastruttura dati geografica, in qualche modo aveva visto e previsto, però all'epoca era molto più difficile, adesso si può cominciare a farlo per davvero. Avete visto negli interventi precedenti anche l'esempio del richiamo dei servizi di ARPA, anche quella non è proprio una cosa come dire, di poco conto. Adesso stiamo cominciando con i comuni, naturalmente con i comuni con i quali siamo più allineati, con l'auspicio di poterlo allargare a tutto il territorio del Veneto. Scusate se mi permetto di dirlo, prima di dare la parola all'architetto Marco Vezzali, con cui ci conosciamo dal secolo scorso, direi, ma abbiamo sempre condiviso percorsi con molto piacere. Questo richiamo e condivisione di servizi UFS non è una stupidaggine fatta a questo livello, richiede uno sforzo non indifferente. In Italia queste cose non le ho ancora viste, se qualcuno le ha viste me lo dice e sono molto contento di imparare. Prego Marco, a te la parola. Buongiorno a tutti e grazie per questa importante opportunità offerta di presentare l'esperienza del Comune di Schio che è stata fatta assieme alla Regione del Veneto e al Comune di Vicenza. Interoperabilità dei dati che nasce da interoperabilità tra enti. Questo è l'oggetto del contributo che presentiamo oggi. Velocissimo. Il Comune di Schio avvia il progetto del sistema informativo territoriale come prioritario strategico per l'ente, per offrire ovviamente servizi a cittadini, professionisti e imprese, oltre che naturalmente per i propri uffici. Su proposta della Regione del Veneto ed in concerto con la Regione del Veneto e col Comune di Vicenza vengono realizzati 2 protocolli di intesa che sono tesi a sviluppare politiche ed azioni condivise tra i 3 enti. E cioè un protocollo tra la Regione del Veneto e il Comune di Schio per la condivisione, l'integrazione e la produzione di dati territoriali, il database topografico, carta tecnica regionale, ortofoto e gli altri prodotti, e un protocollo di integrazione, d'intesa per l'integrazione dei siti tra i Comuni di Vicenza e Schio sul modello implementativo del database topografico sviluppato dal Comune di Vicenza, per produrre lo stradario comunale, ecografico, la numerazione civica e poi vedremo anche il portale SITV di cui vi ha già parlato il collega Ardini di Vicenza. Il progetto del sistema informativo territoriale in sintesi estrema cosa prevede? La produzione del database geotopografico, la carta tecnica regionale da recepire e validare come ufficiali per la Regione del Veneto, le ortofoto e sono state prodotte anche le immagini oblique. Il rilievo georeferenziato della numerazione civica, non geolocalizzato, georeferenziato, la progressiva digitalizzazione e georeferenziazione dei giacimenti informativi comunali, l'adeguamento degli archivi informativi comunali con una regolamentazione dei flussi gestionali e manutentivi e la pubblicazione dei geodati su web attraverso il geoportale SITV del Comune di Vicenza. L'obiettivo qual è? Allineare il database topografico di Schio a quello di Vicenza, semplificando e ottimizzando la struttura dei dati senza perdita di informazione, per renderlo più semplice e sostenibile per la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento. Il secondo passo è l'impiego condiviso del geoportale SITV,
che richiede necessariamente che la struttura dei dati dei due comuni siano identici, sia geografici che le strutture dei dati tabellari. Del resto, fatte le dovute eccezioni, le regole, ma anche le necessità per la gestione amministrativa e tecnica di Vicenza e di Schio sono le stesse, come peraltro per tutti i comuni. Sul fronte invece degli strumenti è stato fatto impiego di dotazione informatica open source. Allora, QGIS lato desktop, Postgres, PostGIS come database e GeoServer per la pubblicazione dei dati su web. In sintesi è stata creata una infrastruttura per cui attraverso una linea VPN che collega il comune di Schio a quello di Vicenza, i dati dei due GeoDBT convergono in un database che viene poi pubblicato attraverso il medesimo geoportale che è SITV. Questo permette la pubblicazione dei dati dei due comuni e ricostituire un continuo territoriale anche se i due comuni non sono adiacenti. SITV è un geoportale che ha dimostrato negli anni la sua potenza e funzionalità e ha al suo interno anche un motore di ricerca territoriale estremamente efficiente che permette interrogazioni sia spaziali sia geometriche all'interno di un'area tracciate liberamente anche dall'utente. Questo vuol dire che è possibile fare ricerche territoriali e successivamente non solo produrre stampe ma anche estrarre i dati in formato open. Vado subito alla conclusione del mio intervento anche per lasciare spazio agli altri contributi. Circa l'80% dei dati impiegati dai comuni e dagli enti locali sono geospaziali. Superata la fase di sperimentazione, stiamo parlando della collaborazione di Vicenza e di Schio, si punta ora ad una più ampia espansione messa a sistema di questo lavoro. Questo metodo si è dimostrato valido ed espandibile come metodica anche per altri comuni ed enti locali. Questo permette economie di scala, abbattimento dei tempi, dei costi e la massimizzazione dei risultati attesi. Questo consente di liberare risorse per la produzione e l'aggiornamento di dati territoriali di qualità e anche di superare le frammentazioni amministrative comunali, restituendo la continuità territoriale. Il territorio fisico è un continuo, sono i confini comunali che costituiscono un confine, un limite. Questo permette di valorizzare i giacimenti informativi per offrire servizi e dare risposte significative. La Regione, ovviamente, e i comuni possono svolgere un ruolo congiunto di promozione, informazione, formazione e coordinamento. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Spero sia stato veloce e di aver comunicato. Marco, architetto Vezzali, lo chiamo Marco, insomma, per l'antica conoscenza. Ci hai messo meno di 6 minuti, questo ti dà diritto alla doppia razione nel light lunch. Quindi non sarà più light il lunch di Marco, no, a parte le battute, grazie per la velocità, che ci dà modo anche di commentare velocemente quello che hai detto. E a parte, intanto che ci accomodano i colleghi del Comune di Treviso, Nadia Poles e Stefano Climastone. E quello che hai detto sicuramente sull'interoperabilità e sulla condivisione di sistemi, mirabile l'esempio dei due comuni di Vicenza e Schio che hanno operato queste scelte, come voi capite sono tutte scelte dovute alla consapevolezza che questo dato è necessario da un lato, ma dall'altro lato che c'è la necessità di una sostenibilità di questi sistemi, altrimenti finiamo nella logica dell'osservanza al modello senza che ci sia un reale orientamento agli utilizzatori, un po' quello che ha detto prima Maurizio Del Gennaro e per Paolo Mila nei loro interventi, nei loro commenti. Un'altra piccola nota su quanto ha detto Marco Vezzali è quella sì del fondamento di questi accordi, no? Un altro accordo che noi abbiamo fatto è con il Comune di Treviso, cui sto per cedere giustamente la parola, la palla, e sono accordi nati originariamente anche molti anni fa, parliamo di questi rapporti con alcuni comuni, questo è più recente, ma in passato ve ne sono stati con altri comuni, Vicenza, Verona e ricordo Venezia più volte, con molti comuni, soprattutto capoluoghi, ma non solo, a cui i tempi erano fatti per la produzione cartografica, specie per le produzioni cartografiche sofisticate nel passaggio poi al database, alle scale particolarmente impegnative come la scala 1-2000.
E in quel momento era sicuramente anche l'accordo con Treviso nacque appunto per la realizzazione di questo tipo di prodotto particolarmente diciamo impegnativo, no? Che poi funziona bene, come avete sentito dai colleghi di Schiuma e Vicenza, se viene manutenuto, e perché sia manutenuto bisogna che quel prodotto lo voglia il comune. Se la regione fa la cartografia 2000 ma il comune non lo sa, poi finisce con l'essere un prodotto non aggiornato. Ecco, quei rapporti nacquero in passato per produrre CTR affinché diventasse una CTR ufficiale, no? Fatta assieme alla regione in base alla 2876, però adesso si sono sviluppati in tutto quello che vedete oggi, quindi una dinamica di condivisione, insomma, di dati, informazioni e modalità di gestione molto più evoluta e raffinata. A voi, prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto portiamo i saluti da parte dell'amministrazione comunale e ringraziamo per questa opportunità anche noi come i nostri precedenti colleghi. Noi oggi vi parleremo non di interoperabilità tecnica ma di interoperabilità tra i set di dati territoriali. Iniziamo innanzitutto con una premessa. Il Comune di Treviso, grazie ai bandi PNR e PDND dedicati alla transizione digitale, sta realizzando tutta una serie di interventi volti a continuare quel processo di trasformazione della pubblica amministrazione e migliorarne il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione stessa. Sono interventi che riguardano l'evoluzione tecnologica di tutti i software di gestione, quindi c'è proprio un cambio tecnologico e tra questi si arriverà appunto ad evolvere e cambiare anche l'architettura e la tecnologia del geoportale cartografico. Come magari molti di voi già sanno, il Comune di Treviso al momento non è nella rete internet con il geoportale cartografico, ma ha una ben consolidata struttura a livello della rete intranet. Quindi nel momento in cui si raggiungerà questa evoluzione tecnologica potremo dirsi raggiunta questa interoperabilità tecnica che in precedenza i colleghi della regione e anche degli altri comuni vi hanno appunto esposto. Noi nel frattempo su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato sull'interoperabilità semantica, così abbiamo voluto definirla, perché è stato un grosso e duro lavoro che stiamo portando avanti in continuazione dai processi di aggiornamento che la legge regionale 11 del 2004 dettava, che realizzavamo continuamente nella cartografia. Abbiamo continuato questa evoluzione e abbiamo lavorato appunto sull'interoperabilità semantica, costruendo dei modelli coerenti, il tutto sempre nel rispetto di quelli che sono i principi della standardizzazione tecnologica, dei processi e per una maggior sicurezza ed efficienza, e senza perdere di vista il principio del once only, quindi l'univocità del dato che va divulgato e che va utilizzato correttamente. Quindi da un lato la tecnologia, ma dall'altro che abbiamo lavorato molto sui contenuti, sul dettaglio della conoscenza. Quindi un'interoperabilità semantica dove per ottenerla è necessario che le informazioni che scambiamo, grazie alla tecnologia, siano interpretate e utilizzate in modo corretto ed intese nello stesso modo. Pensiamo che in questo modo si possa fare e valorizzare il capitale informativo. Da dove siamo partiti? Innanzitutto analizzando i nostri limiti, i punti di debolezza del sistema informativo territoriale. Abbiamo fatto un po' nostra e personalizzata queste immagini. Molto spesso gli operatori sul territorio, tecnici, professionisti, ma anche i nostri colleghi, i nostri tecnici nei vari settori e servizi all'interno dell'ente, utilizzano i propri archivi e i propri riferiti agli oggetti territoriali, e molto spesso ci siamo accorti che ogni attore ha la sua definizione delle cose e quindi per costruire un sistema interoperabile è necessario che tutte le definizioni coincidano, e quindi abbiamo dovuto calarci nel dettaglio e costruire un sistema di conoscenza dei sistemi stessi ma anche dei dati in esso contenuti, e quindi costruire una qualità. Lavorare tra banche dati differenti che poggiano e che costruiscono la nostra cartografia, cosa significa? Scontrarci con un'attività molto dura e fondamentale, che è definirne le specifiche di contenuto, che definiscono in modo univoco e condiviso gli oggetti.
Quindi affrontare uno dei punti critici delle banche dati, di qual è l'esatta definizione e il livello di dettaglio che vogliamo. Quindi da un lato i principi dell'informatica, che abbiamo detto standardizzazione e normalizzazione dei dati, integrità, completezza e coerenza, ma dall'altro anche i principi della pianificazione, perché sempre più i nostri strumenti urbanistici devono poggiare su basi cartografiche sempre più dettagliate, sempre più si sceglie da parte, abbiamo visto da parte dei vari professionisti che operano con i nostri settori all'interno dell'ente, necessitano di dati, di cartografie sempre più precise, dettagliate. E quindi alcuni esempi quali sono di set di dati territoriali? Qui abbiamo riassunto un po' di dati che riassumono e danno una sorta di consistenza di quello che è il territorio di Treviso. Quindi stiamo parlando di una superficie in termini di chilometri quadrati 55, di 480 chilometri di strade, 25.000 numeri civici, 86.000 abitanti circa, con un patrimonio di edifici di circa 28.000. Come c'è stata questa evoluzione? Dalla carta tecnica precedente, grazie a un protocollo d'intesa con la Regione Veneto, abbiamo realizzato una ripresa aerea nel 2018 e abbiamo realizzato la nuova cartografia, il geodatabase topografico ai sensi del decreto ministeriale. Quindi una struttura di massima molto complessa, se qualcuno di voi ha già preso in mano il decreto, che è impossibile per molti aspetti da mantenere e tenere aggiornata, e quindi abbiamo lavorato, voi direte dal 2018-19, dalla restituzione cartografica, abbiamo lavorato sino ad oggi in una riorganizzazione e semplificazione della struttura, da un approccio di sintesi a quello più operativo, che ha integrato le esigenze dei vari uffici e settori dell'ente, il tutto tramite strumenti operativi GIS. Quindi capite bene che dietro a un patrimonio numeroso di informazioni e di dati la volontà e la tenacia deve essere, ce l'abbiamo messa tutta grazie appunto anche a un team di professionisti di collaborazione forte all'interno dell'ente. Un geodatabase, abbiamo detto, completo, standardizzato nel contenuto informativo, quindi stiamo parlando di una banca dati strutturata che contiene dei vincoli logici e topologici tra i vari oggetti e dove è necessario anche tener conto di procedure per l'aggiornamento e il controllo dei dati e della loro validazione. Quindi una modalità di gestire l'informazione geografica nuova, georeferenziata sì, ma che richiede una maggior dedizione, un approccio diverso, ci siamo resi conto anche da parte dell'utenza, sia da parte dei nostri colleghi che consultano le informazioni e le divulgano, ma anche dei professionisti che si recano agli sportelli. Quindi costruire anche un'attività di diffusione dell'informazione è stato fondamentale, e oltre che anche costruirla a livello di documentazione. Abbiamo detto appunto di un geodatabase più operativo, con una struttura più semplificata, ma pur rimanendo organizzata sia dal lato alfanumerico, dove abbiamo visto una semplificazione nelle classi, ma che questa semplificazione ha significato non perdere la struttura principale dettata dal decreto ministeriale, quindi una riduzione di classi, di complessità, che però ha portato dietro, ha visto la necessità di correlazioni logiche tra un oggetto e l'altro, quindi non un'eliminazione, ma una correlazione logica tra le varie informazioni del geodatabase. E poi tutto questo pensiamo che una semplificazione significa poter avere dei contenuti più facilmente gestibili. Questo è un esempio anche a livello geometrico, non solo nei dati, perché ricordiamoci che nei GIS semplificare, in un sistema informativo territoriale, semplificare dati significa semplificare e ragionare anche con le geometrie che rappresentano e costituiscono il territorio. Quindi questo è un esempio della viabilità, quindi da una struttura molto complessa e dettagliata ad un approccio di un geodatabase con un livello legato alla viabilità più semplificato, dove non vengono perse le informazioni ma correlate. Questo è un altro esempio, l'edificio e le unità volumetriche. Oggi riusciamo nel comune di Treviso ad avere un dettaglio geometrico, topologico, ma è un dettaglio delle informazioni. Questo è un edificio dove abbiamo tante unità volumetriche, superfici diverse che lo costituiscono e quindi la possibilità di estrarre le informazioni relative a superficie, alle altezze
e ai volumi che lo vanno ad accorpare in una maniera sia di dettaglio parziale ma anche complessiva e corretta soprattutto. Questi sono gli esempi che noi abbiamo tradotto nella nostra rete intranet, ad esempio della viabilità, quindi la possibilità di consultare nel dettaglio ma anche nel complessivo, e vedete poi anche la complessità di tradurre le informazioni al nostro interno, tutto ciò che è codificato nella normativa e che è comprensibile da parte di pochi esperti dedicati appunto a tempo pieno a questa attività, dobbiamo tradurla in un'informazione più comprensibile da tutti gli altri uffici e settori, sia all'interno dell'ente ma anche nel momento in cui ognuno di loro comunica con l'esterno. Questo è un altro esempio, quindi la possibilità nell'edificato di avere le informazioni complessive di un edificio ma anche delle sue unità volumetriche. Come abbiamo ulteriormente potenziato la cartografia? Anche lavorando sulle chiavi di collegamento. I software di gestione alfanumerici hanno una enormità di informazioni e abbiamo potenziato quindi i dati al loro interno. Abbiamo lavorato sulla numerazione civica, sul costruire modalità di esportazione delle informazioni verso Agenzia delle Entrate, Istat, verso l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e sportello unico impreso in un giorno e verso la Regione Veneto. Quindi da un livello di dettaglio a un livello anche che rappresenti e possa avere esigenze diverse. E ancora con il piano comunale di protezione civile che con le delibere di giunta regionale segue sempre la realizzazione di procedure standardizzate. Vedete l'importanza della centralità dell'informazione geografica certificata. Alcuni esempi pratici, velocemente, un cenno. Come abbiamo iniziato a fare un primo step di servizi? Innanzitutto pubblicando nel sito istituzionale la rete geodetica realizzata a supporto della ripresa aerea, integrata con la rete dei vertici di orientamento dei punti fiduciali, la realizzazione di modelli di interrogazione delle altimetrie, del profilo modello della superficie e delle altimetrie, e anche costruire una documentazione che veda la vestizione grafica di una cartografia sia a colori che in uno stile più tradizionale, con regole di associazione di simbologie e produzione di documentazione. Infine, l'inserimento per i professionisti di nuove modalità a fine lavori, in cui nel regolamento edilizio noi andiamo a chiedere proprio per non perdere il valore aggiunto di questo primo impianto e continuare in questo processo di aggiornamento delle informazioni. E quindi anche qui un'ulteriore crescita con gli ordini e con i professionisti. Siamo in fase conclusiva e possiamo dire che questi nostri moduli realizzati si inseriscono in nuovi livelli di armonizzazione, sempre nella logica, come abbiamo detto al principio, di once only. Quindi maggiori tecnologie, una migliore organizzazione generale, un maggiore supporto strategico, una riduzione dei tempi. Però abbiamo voluto soprattutto rendere con vari moduli dati disponibili in particolar modo in questo primo step non tanto ai cittadini ma soprattutto agli ordini dei professionisti che si recano presso i nostri sportelli e cercare di tradurre quell'enorme bagaglio tecnologico anche in una comunicazione più in una forma più a loro utilizzo e supporto proprio per una progettazione migliore. I prossimi obiettivi sono quelli appunto di adeguarci naturalmente a tutto quello che è il mondo, gli standard open source, già utilizziamo QGIS al nostro interno e a tutto quello che è la metadatazione all'open data e soprattutto consolidare queste regole di aggiornamento del geodatabase ed essere di supporto per eventuali aggiornamenti degli strumenti urbanistici. Noi vi lasciamo i nostri riferimenti, ci rendiamo conto che sono stati dei focus, ma se volete potete contattarci e vi lasciamo con questa frase che per noi è stata un po' e la riteniamo importante, che la conoscenza è la trasformazione dell'informazione in valore. Noi crediamo che in quanto dipendenti da pubblica amministrazione dobbiamo sforzarci sempre più di fare servizi e di dare servizi a cittadini ed imprese e ci siamo resi conto che i dati sono un capitale informativo che possono essere trasformati veramente in valore
se ne abbiamo una buona conoscenza. Abbiamo concluso, vogliamo ringraziare anche i nostri colleghi che speriamo si siano collegati dal Comune di Treviso e naturalmente la Regione. Allora grazie anche a Nadia e Stefano anche per essere stati nei tempi. Se tutti stanno nei tempi in questa seconda sessione vuol dire che merito è tutto del moderatore, no? Rispetto alla prima. No, a parte queste stupidaggini, grazie per i molti contenuti che ci avete proposto. Su una cosa soltanto faccio una piccola osservazione a rafforzare quanto avete detto, l'importanza di comunicare e condividere queste cose col mondo delle professioni, perché una considerazione che da qualche tempo ho modo di fare assieme a conoscenti, amici, colleghi, è che fino a 15-20 anni fa non avevamo concorrenza, noi facevamo un prodotto che sostanzialmente serviva a tutti, no? Anche l'escursionista, insomma la carta tobacco, insomma la ricavata dalla CTR, dalle carte IGM e quant'altro. Poi da quando è arrivato il mondo Google e tutti quelli che come Google, giustamente noi abbiamo dovuto trasformare la nostra produzione, diciamo, di servizi e di informazioni verso un livello mediato che è quello dei professionisti e delle imprese sostanzialmente, perché il cittadino usa la nostra infrastruttura o quella comunale, ma in maniera molto minore rispetto a quando c'era soltanto la produzione cartografica pubblica, no? Ecco, quindi è ovvio che per far funzionare bene, per una corretta messa a terra, diciamo, di tutte queste cose qui, è importantissimo il rapporto con i professionisti a livello locale, quello che il Comune di Treviso in questo senso sta portando avanti da molto tempo e con ottimi risultati, mi pare di intendere, insomma. E un altro aspetto importante è stato richiamato da molti prima, a partire proprio dall'ingegner Barichello stamattina, la complessità dei rapporti naturalmente su scala più vasta. Anche su questo siamo molto ingaggiati come Regione, naturalmente nelle varie componenti, ma anche come comuni, i rapporti con gli organi dello Stato per tutta una serie di complessità. Adesso non è una nota polemica la mia, si tratta di oggettive complessità che vanno dalla privacy ad altre normative che limitano la circolazione, a complessità anche di carattere a volte gestionale o meramente tecnologico. Ho parlato anche troppo, lascio la parola a Stefano Mazzariol, che se con Marco Vezzari ci conosciamo al secolo scorso, con te credo dal 1800, non so, quando ancora la Roma vinceva gli scudetti, insomma, ecco, molti decenni fa. Prego Stefano. Buongiorno a tutti, anticipo le mie scuse all'ingegnere De Gennaro per l'eventuale uso non correttissimo dei termini geolocalizzazione e georiferimento, che per me sono un po' più, in maniera meno precisa, un po' più, diciamo, intercambiabili l'uno con l'altro. Ecco, e mi scuso anche, adesso cercherò di rendere un po' più breve la presentazione per stare nei tempi, per cui salterò da una slide all'altra. Quello di cui voglio testimoniare oggi diciamo, sono due aspetti che coinvolgono l'interoperabilità dell'informazione geografica all'interno dell'amministrazione comunale. Una, diciamo, più rivolta al back office, alle procedure e processi interni di natura urbanistica, e un'altra che più, diciamo, che coinvolge più l'esterno attraverso il portale Imprese in un giorno. Diciamo che per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, l'insieme di processi urbanistici, il focus è il nuovo piano degli interventi. Il nuovo piano degli interventi che scusatemi, ecco, la testimonianza è appunto all'interno della direzione di sviluppo del territorio, è come l'integrazione geografica si integra, scusa che perso. Eccolo qua, volevo saltare. Eccolo qua, diciamo che
il nuovo piano degli interventi ha come... scusatemi, mi sono perso, devo recuperare un attimo il filo del discorso. Stefano, vai tranquillo, non c'è nessun problema, questo è normale a quest'ora, calo de zucchero, insomma ci sta, insomma. Sì. Tu no, non preoccuparti, recupera il filo e poi ripartiamo. Sì, allora diciamo il problema che abbiamo dovuto affrontare era sulla formazione del primo piano degli interventi, che è stato approvato in conseguenza del piano di assetto del territorio, per cui 2011-2014. Il piano degli interventi che era, diciamo, trovava fondamento in una cartografia che era riferita ad un'epoca in cui il DB geotopografico era ancora un sogno, diciamo. La cartografia a quel tempo era orientata esclusivamente alla rappresentazione cartografica e poco aveva a che fare con relazioni spaziali e topologiche fra oggetti, fra elementi. Questa poca adattabilità di quella rappresentazione cartografica ha reso, ha reso difficile la rappresentazione, diciamo, dello stato dei luoghi reale, vero e proprio. Tutto questo si è valutato anche insieme a quanto ai dettati dell'articolo 48 della legge 11. L'articolo 48 che obbligava i comuni, in attesa di approvazione del PAT, di procedere con l'approvazione solamente di varianti inerenti, orientate alle opere pubbliche. Questo cosa ha portato? Ha portato, nel nostro caso, in questa fase transitoria che però è durata, insomma, una decina d'anni, a trovarci in una situazione di questo tipo. Noi ci siamo trovati nella situazione di dover mantenere sia in ambito urbanistico sia le aree, diciamo, vigenti, che anche i relitti che erano conseguenti alle sovrapposizioni fra le diverse strumentazioni urbanistiche, per cui da una parte aspetto cartografico che non era più coerente e adatto alla rappresentazione cartografica, e dall'altro invece un aspetto meramente urbanistico, di dover mantenere certe situazioni, ci hanno aiutato in qualche maniera in questo caso a fare affidamento e ad appoggiarci in tutto e per tutto al nuovo concetto del DB geotopografico, ecco, che è stato costruito in sinergia con la Regione Veneto, diciamo, ed è diventato operativo all'incirca nel 2014, e che ci ha aiutato in questo senso. Tenete conto che dal punto di vista urbanistico la situazione del Comune di Venezia è abbastanza complessa e eterogenea, perché si integrano piani di strumentazione generale che sono redatti attraverso lo zoning, per cui DM 1444, ad altri che comunque hanno carattere generale
che invece trovano una struttura dati più vicina a quella della pianificazione attuativa, per cui pensiamo al centro storico di Venezia, viene classificata e catalogata la singola unità edilizia, per cui situazione eterogenea anche da quel punto di vista, sia per la generale che anche per la pianificazione attuativa. Qui sono decine di strumenti attuativi che in questo momento abbiamo in gestione. Ecco, per cui siamo arrivati per fortuna nel 2014 alla messa in servizio del DB topografico, che ci ha permesso di gestire e di organizzare in maniera molto più corretta, strutturata e interoperabile i dati di base. Su questo su questo GeoDB noi abbiamo chiaramente apportato tutta una serie di aggiustamenti, aggiornamenti e integrazioni che ci provenivano da banche dati esterne alla nostra struttura, interne all'amministrazione. Nello specifico il censimento della viabilità pubblica, che è stato il primo strato di una sorta di millefoglie, che è un termine che ci portiamo dietro da un po' di anni ma non ha mai trovato poi riscontro, per cui siamo partiti con la verifica e la correzione della viabilità pubblica nelle sue componenti, per cui le varie aree di circolazione e i vari attributi, i vari manufatti interni all'area stradale. Altro livello fondamentale in ottica di aggiornamento cartografico, nel nostro caso è stato quello dell'aggiornamento dell'edificato, e la fonte chiaramente è stata edilizia privata. E ultimo e non ultimo quello relativo alle opere pubbliche che sono state realizzate dal momento del rilievo ad oggi. Le modifiche e le integrazioni che sono state operate sono state poi verificate ed eventualmente anche aggiustate sulla base di una fotosatellitare che abbiamo acquisito recentemente, pancromatica a 15 centimetri, che ci è servita a mettere il timbro, insomma, di correttezza e bontà, sempre chiaramente sulla base della precisione dettata dagli strumenti che avevamo a disposizione e dalla scala di riferimento delle nostre banche dati, insomma. Il passaggio che stiamo facendo adesso, che stiamo iniziando adesso, che stiamo impostando all'interno di questo aggiornamento del GeoDB sulla base in ottica del nuovo piano degli interventi, un passaggio intermedio è quello del piano dei servizi. Piano dei servizi che si sta occupando e che si occuperà come primo step di verificare, per cui sia dal punto di vista geometrico che dal punto di vista alfanumerico degli attributi, di verificare i contenuti del piano vigente. Contenuti del piano vigente che vengono verificati ed eventualmente corretti sulla base di una serie di banche dati. Nello specifico i dati che ci provengono dalla protezione civile, dal piano comunale di protezione civile, dall'ortofoto, comunque fotosatellitare, dai dati sul censimento del verde, che è una banca dati comunale ma gestita da strutture diverse, e da verifiche poi finali sul campo. Sì. Le correzioni geometriche vengono poi integrate da una serie di
valore aggiunto dato da attributi, da nuovi attributi che sono stati definiti partendo dalla tabella degli attributi della vecchia zonizzazione e che specificano in maniera più precisa le tipologie dei servizi presenti sul territorio. E l'idea è, diciamo, il nostro il bisogno che abbiamo e il focus a cui vogliamo tendere è proprio quello di definire e di gestire non solo i servizi, diciamo, quelli tradizionali standard, i servizi pubblici, ma anche tutti quei servizi, quelli standard anche privati, che però hanno una valenza generale. Mi riferisco anche alla semplice farmacia, insomma, o al supermercato, ecco. Per cui estrapolarsi dal vincolo dello zoning, così come l'abbiamo sempre gestito, ed andare ad una analisi sul territorio molto più precisa e puntuale, che poi possa dare delle risposte molto più adatte e adeguate alla realtà dei luoghi. Ecco, l'altro aspetto di cui volevo parteciparvi era invece l'utilizzo che stiamo cercando di fare dell'informazione geografica per quanto riguarda invece un aspetto che ha una valenza molto più esterna rispetto alla precedente, cioè il collegamento dell'informazione geografica al portale Imprese in un giorno, che è il portale della Camera di Commercio che permette la presentazione di della maggior parte delle istanze rivolte al Comune, permette il collegamento di queste istanze al dato, alla geolocalizzazione, georiferimento, ecco, delle stesse, per cui l'utente esterno, che sia tecnico o stakeholder o comunque interessato, nel momento della presentazione della domanda ha la possibilità di accedere attraverso un bottone ad un portale cartografico comunale che gli permette di definire la localizzazione dell'intervento o dell'istanza, e lo fa attraverso le 3 modalità che abbiamo tradizionalmente, che sono quella dell'inserimento della via e il numero civico, oppure del dato catastale, o per ultimo, in caso di assenza degli altri 2, della localizzazione diretta attraverso punto o area. Una volta definita la geolocalizzazione dell'istanza, la palla torna al portale Imprese in un giorno, torna al portale Imprese in un giorno, che a quel punto chiude l'iter e la pratica viene assunta nella sua completezza, cioè nella parte alfanumerica e nella parte soprattutto geometrica, dal back office del Comune di Venezia, che è il DIME. A quel punto il dato passa uno o più step, per cui viene in qualche maniera validato, vidimato, e a quel punto è pronto per essere eventualmente anche pubblicato. L'idea è quella, per quanto possibile, di rendere pubblici i dati fin dal momento stesso della loro presentazione, per cui fin dalla genesi, in portali specifici dedicati, io penso, ecco, alla città che cambia, per esempio, per cui questa modalità, questo strumento sarà, secondo me, essenziale per la comunicazione e la partecipazione dei nostri dati, a partire dalle richieste e dalle istanze del cittadino. Ecco, scusate l'inghippo iniziale. Grazie. Ringrazio Stefano, è interessante anche questo aspetto, è tardi per cui faccio proprio un commento velocissimo. Anche tu hai ripreso e hai spiegato in maniera più precisa, insomma, ti sei dedicato a quell'aspetto, l'importanza della connessione con tutte le altre banche dati che si basano su dati geografici, no? Adesso Imprese in un giorno, ma quanti ci sono di popolamenti di questo tipo che derivano da altri aspetti, da altri flussi amministrativi?
L'importante è cercare appunto di creare una base comune, non soltanto geografica ma anche gestionale appunto della cosa, compreso mettendosi d'accordo sui termini da utilizzare, ma questo naturalmente è una battuta, insomma il problema non è tanto quello se è referenziato o localizzato, ma più che altro sul contenuto. E ci approssimiamo alla conclusione, veramente pochi minuti, non vedo, ecco, seduto in fondo il direttore della nostra direzione, l'architetto Salvini Assista, a cui lascio la parola, l'ingrato compito di parlare a ridosso del lancio, per cui però sicuramente saprà come al solito sintetizzare e dare contenuto diciamo, all'intervento anche in tempi brevi. Prego Salvini. Sì, a me sempre questo ingrato incarico, però faccio solo un paio di battute, anche perché ho ascoltato, ero in fondo, non è che non sono arrivata adesso, quindi ho avuto modo di ascoltare gli interventi interessantissimi, ma anche di porre come diciamo, elemento di riflessione anche di questa giornata un aspetto fondamentale e una cosa che ho sentito parecchio dire oggi, cioè le banche dati strutturate e condivise. E quindi queste banche dati organizzate su dei database che devono essere condivisi. Mi permetto in questo momento di dire, specialmente con quella ormai evoluta della Regione Veneto, quindi un'informazione del lavoro della Regione verso il territorio. Questo è fondamentale e i miei colleghi lo sanno naturalmente anche le altre direzioni che con noi collaborano, specialmente ringraziamo sempre l'ICT per questa attenzione che hanno nei nostri confronti, ma anche con le attività che facciamo con altre realtà, vedi anche l'esperimento del fascicolo unico con gli ordini professionali, cioè questo, come dire, attenzione verso la conoscenza del nostro territorio, che è fondamentale da due punti di vista sostanzialmente. Il primo, la conoscenza importante e anche precisa, più precisa possibile del nostro territorio, dà a noi come struttura regionale gli strumenti per dare ai nostri politici, ai nostri amministratori, tutte quelle informazioni per legiferare. Perché una buona legge è una legge che conosce il territorio, altrimenti diventa solo un'espressione magari di un'esigenza momentanea o minima, quando invece la lettura deve essere a 360 gradi o, come dico io, come pianificatori, dall'alto. Vediamo dall'alto e vediamo come il nostro territorio evolve e di conseguenza avere le informazioni è importante, utile e necessario da poter dare ai nostri amministratori perché possano legiferare al meglio. Il secondo aspetto è la conoscenza e l'integrazione di queste banche dati ed è fantastico anche aver potuto comprendere purtroppo velocemente le esperienze di città come Treviso, come Schio, come Vicenza, come da ultimo Venezia, di queste strutture comunali, locali, che si occupano di conoscenze del territorio, che cercano di integrare tutte queste conoscenze in un programma anche di facile lettura, che non può altro che portare alla famosa semplificazione. La semplificazione non può essere più un taglio dei tempi, come ormai vediamo in maniera ormai devastante in ogni DPCM, in ogni proposta di legge che arriva da Roma. La semplificazione, e questo è un mio modesto interpretazione, ma anche un po' data dall'esperienza che ho fatto per il passato, la semplificazione è data anche dagli strumenti che noi diamo all'utente che è il nostro cittadino, ai professionisti che quindi sanno come possono progettare, dove possono progettare e da ultimo diamo gli strumenti ai nostri istruttori, ai nostri funzionari che se, come dico io, struccando un bottone riescono a ricevere tutte quelle informazioni anche rispetto a uno specifico progetto di dove è collocato, possono più velocemente anche definire le istruttorie di tutti quei procedimenti che poi arrivano ad essere, come dire, a completarsi
con un atto che è l'atto autorizzatorio. Cioè la semplificazione è sì un problema di tempi, ma i tempi sono strettamente legati alle strutture e alle, come dire, a tutte quelle informazioni che devono essere, ribadisco, strutturate e condivise. Io vi lascerei con questa mia, come dire, mio sentire anche rispetto a tutto il mondo della cartografia, ma anche della banca dati, che come il collega Trivelloni sa è un mio, come dire, puntiglio. La direzione pianificazione sta lavorando da tantissimi anni e ultimamente anche sempre con più interesse, proprio perché questi sono i nostri obiettivi. Ribadisco, dare elementi certi, aggiornati, perché i dati sono ottimi, i dati vanno anche aggiornati perché il nostro territorio è in continua evoluzione, quindi sono in evoluzione anche i dati e quindi ci deve essere una struttura che accoglie i dati e li aggiorna e questo ci permette appunto di dare informazioni precise agli utenti, ai professionisti, ai nostri funzionari e anche ai nostri amministratori. Io vi ringrazio. Devo suonare la campanella, non so se c'era qualcuno che voleva intervenire eventualmente, ma di là è quasi tutto pronto e ci aspettano per naturalmente un breve rinfresco. Io vi ringrazio moltissimo la mia struttura, tutti i colleghi che all'interno della direzione pianificazione, ma anche al di fuori anche della direzione e comunque le direzioni che con noi collaborano, direzioni regionali, è un momento molto, come dire, frizzante che ci vede veramente impegnati in più fronti. Però ecco, questi sono gli obiettivi che abbiamo e su questo stiamo lavorando. Grazie a tutti e buona giornata.